Mentre, insomma, il sito ufficiale del Napoli è down, nel senso che non si caricano le pagine. Cominciamo. Tutti pronti? Allora, buongiorno, non sentiremo più buongiorno, sentiremo, non lo so, mo mi devo ricordare anche come parla Mazzarri. Stavo studiando Tudor ed ero pronto anche a difendere Tudor da quelli che avevano il preconcetto su Tudor e chiedevano già i risultati subito, risultati e convincere anche sul gioco, altrimenti se ne doveva andare pure lui. Di conseguenza ho detto vabbè, mi aspetta un'annata complicata, senza pregiudizi. Non mi piaceva l'idea di Garcia, lo abbiamo analizzato, abbiamo guardato tutte le partite, gli abbiamo detto le cose che non ci convincevano, quello che mancava, quello che si poteva far meglio e quello che si è fatto di buono. Si è deciso di non continuare perché i dubbi eccetera eccetera. Ok, dei legittimi Garcia, squadra in confusione, presenza del presidente, non si sa quanti galli devono cantare per la messa. Tudor probabilmente ti ha detto di no, come Conte all'epoca, ma oramai non puoi più tornare indietro. Cioè hai avuto il no pure di Tudor che probabilmente ti avrà detto ma il traghettatore te lo fai tu. A me se mi chiami mi devi dare almeno 2 anni, mi devi dare un contratto serio. Che faccio? Vengo a fare il lavoro per te e poi mi ritorno appeso così perché c'ho la napoletanità. Gli avrà chiesto sicuramente, dice ce l'hai la napoletanità? Se hai la napoletanità vieni a Napoli a salvare la situazione perché siamo in difficoltà e ci deve portare, perché io ho un progetto per l'anno prossimo. È che è normale che dice di no. Ci sono allenatori che mettono davanti la dignità oltre che i progetti personali di carriera, e adesso ha accettato perché il traghettatore alla fine, dopo uno spunto datomi da un amico bellino abbonato, dice sì, il traghettatore, ma il traghettatore di che? E abbiamo ragione a pensare che questa è una stagione che è ancora tranquillamente in piedi, siamo ancora quarti. Non è che tu dici stai là, stai galleggiando, una stagione inutile, serve uno che ti traghetta perché l'anno prossimo. No, la dobbiamo fare la stagione, teniamo lo scudetto addosso, siamo ancora quarti, le altre squadre continuano ad inciampare. Serve un allenatore bravo. Abbiamo deciso che Garcia non era adeguato perché non si era aggiornato e non garantiva il gioco propositivo di Spalletti. Serve un allenatore bravo, un allenatore convincente, un allenatore che mette i ragazzi in condizione. Ti hanno detto tutti di no e ti devi fare 2 domande. Mazzarri ti dice di sì perché sta a piedi da tempo immemore. E tra l'altro anche loro non si lasciarono bene perché adesso il web non lascia scampo e usciranno tutte le cose anche da parte dei giornalisti che poi non lo videro bene, tutti i litigi, tutte le scuse. Nel frattempo io sto aggiornando il sito del Napoli perché la comunicazione di Walter Mazzarri allenatore arriva prima dell'esonero di Garcia. Non l'ho letto l'esonero di Garcia, capace che lo affianca. Allora, sì, farà terzo e io me lo auguro per il bene del Napoli. Tra l'altro, Caputo Francesco, sei tu, sei il Caputo che conosciamo noi. Io l'ho detto prima, ho detto via Garcia, arriva un altro,
non cambierà moltissimo né in meglio né in peggio la situazione del Napoli. Quindi io non sto parlando di situazione di classifica che poi si può puntare allo scudetto oppure si può retrocedere, non sto assolutamente parlando di questo, sto parlando di una situazione dove il Napoli è in declino assoluto, perché ti dicono tutti di no, e se tu ti porti un traghettatore appresso perché stai pensando all'anno prossimo, sei sicuro che l'anno prossimo ce l'hai il sì di qualcun altro? Lo devi avere per forza, altrimenti non è possibile, e io lo sapete benissimo, chi mi segue, chi lo sa, io non parto mai con un giudizio senza vederlo poi sul campo. Mazzarri magari ha studiato, anche io l'ho studiato Spalletti, anche io l'ho studiato, anche voi lo avete studiato Spalletti, ma certo né io né voi possiamo andare ad allenare il Napoli, perché si fa lo stesso errore che si è fatto d'estate. Questa squadra la può allenare chiunque. Non è vero che la può allenare chiunque. Serve Spalletti, serve uno come Spalletti, serve uno che entra nella testa dei giocatori e gli fa dare anche quello che non hanno. E le dichiarazioni di ieri di Osimhen sono sintomatiche, sono importanti. Quindi, la situazione adesso è così. Io mi sveglio, leggo di Mazzarri, sono sconvoltissimo, il telefono in fiamme, sono molto preoccupato, posso dirlo, il titolo è questo, sono molto preoccupato, perché facciamo un salto indietro di 12 anni, dopo che Spalletti ci ha messo 2 anni per convincerci che non esistono alibi e che non esistono scuse, abbiamo tutte le possibilità di fare quello che dobbiamo fare. Arriva il maestro delle scuse, più di Sarri, ma Sarri, il maestro, a partire dalla pioggia, a partire dalle pozzanghere, per arrivare al compleanno di Cavani. C'era il compleanno di Cavani, evidentemente i giocatori stavano pensando al compleanno di Cavani. È un salto indietro nel tempo clamoroso. Poi Mazzarri ci dimostra che invece è tutto un altro tipo di allenatore. E noi lo analizziamo per bene, ma io sono molto preoccupato e voglio leggervi tutti. Madonna di Pompei, aiutaci tu. Grazie Diego, io continuo ad aggiornare. Se voi avete ha preceduto di 3 minuti il tweet, io non lo trovo, Steph, lo sto cercando perché volevo leggere anche con quali parole, ma il sito evidentemente del Napoli è stato preso d'assalto e quindi non regge tutti i click. È un sito che non è abituato ad avere tutti questi click, evidentemente. Su Instagram io ho visto semplicemente la foto di Mazzarri e quindi ho aspettato l'ufficialità. Sta sul sito e ho capito, il sito non si carica. Application error, lo guardate, sta qua. Application error, sto ricaricando, evidentemente non regge. Troppa gente si sta collegando perché su Twitter non l'ho visto e su Instagram non l'ho visto. Esatto. L'avete condiviso nel gruppo? Fammi vedere. Sono curioso di vedere con che parole e con cosa. Allora, con una maschera, no, non posso avere con una maschera. Fatemi vedere, ragazzi, questa live, state con me, lasciate i like perché è tutto in divenire. Bentornato. E questo lo sappiamo, le 5 scuse lo sappiamo, l'orologio di Mazzarri, comunicato. Questo è il link che mi sta mandando Mauro, io cerco di aprirlo. Vediamo se si carica in questo momento. La società sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudy Garcia. A lui e al suo staff ringraziamento per la collaborazione resa fino ad oggi. Molto freddo, ci aspettavamo, certo, restano intatte i rapporti di amicizia come all'epoca, così. Ok, quindi questo lo abbiamo appurato. E poi arriva il bentornato Walter. Benissimo, grazie a tutti quelli che me lo state mandando anche in privato. Arriviamoci. Anch'io ho paura, Valerio, ma mi taccerò, mi muto, ho paura, ragioniamo insieme. Quale può essere lo stimolo per i giocatori come Kvara? Se fossi un giocatore di questo calibro vorrei migliorare sotto la guida di uno forte. Primo
spunto molto interessante, Lorenzo. È la prima cosa che mi sono chiesto. Quando tu... Ora, io ho rilasciato ieri un'intervista per il giornale Lo Sport del Sud e ho fatto proprio questo tipo di riflessione. Al di là di quello che è l'allenatore, la capacità dell'allenatore, c'è anche la questione rinnovi che viene influenzata inevitabilmente da quello che è il progetto societario. Vi ricordate la famosa frase "mi ha convinto il progetto"? È una frase fatta che non significa niente, che dicono i giocatori di solito si convincono dall'ingaggio. Ma mi ha convinto il progetto, vuol dire che di base un giocatore quando accetta un contratto, quando accetta di legarsi con una società, un giocatore nuovo o un giocatore vecchio che decide di continuare, facciamo l'esempio di Zielinski, facciamo l'esempio di Osimhen e mettiamoci anche Kvara, deve sentire intorno a sé una situazione di sicurezza, una situazione di potenzialmente di crescita, una sensazione dove tu puoi vincere dei trofei. Benissimo che il Napoli aveva vinto l'anno scorso, si era creata una cosa nuova di dire guardate che a Napoli si può anche vincere, venite fiduciosi che qua si vince. Invece si smantella tutto per volontà o per incapacità di mantenere il giocattolo come si deve mantenere e questo influenza quello che sarà il futuro. Quello che dici tu è ancora più specifico. Quando arriva un allenatore che non è di grido, e faccio l'esempio di Sarri che all'epoca non era di grido, però aveva un modo di lavorare rivoluzionario per l'epoca, molto specifico, e arrivò ad impressionare giocatori come Albiol, giocatori anche con grande esperienza, ti convince perché dici sul campo, caspita, nessuno mi ha mai fatto lavorare così, interessante. E addirittura l'idea di Tudor, che non mi faceva impazzire, leggendo le comunicazioni di Ceccarini, credo che parlava dei suoi allenamenti molto duri, molto specifici, però ci divertivamo perché andavamo a 1000. Benissimo. Ma Sarri è rivoluzionario? No, non lo è mai stato. Non è mai stato rivoluzionario. Mazzarri fece cose straordinarie con il Napoli, però è il Napoli che veniva da Donadoni. Attenzione, è una dimensione completamente diversa. Non siamo più al momento in cui tu ti devi togliere la giacca per dare la spinta finale. Quando uno si toglie la giacca in continuazione vuol dire che il Napoli sta perdendo o sta pareggiando nel finale. Noi non è quello a cui dobbiamo aspirare. Noi dobbiamo aspirare che stiamo già 2-0, 3-0. Quella è la dimensione dove si deve inserire il Napoli. Quindi un passo indietro clamoroso e temo la reazione dei ragazzi. La temo. Allora, fatemi leggere i vostri messaggi perché c'è Roberto che usa il suo messaggio da membro. Che difesa schiereremo? A 3 o a 4? Sono pronto, Roberto, a fare le ipotesi di formazione con la lavagna tattica. È interessante, possiamo fare delle ipotesi perché ci hanno detto Mazzarri ha studiato, ha fatto l'intervista, ha detto ho studiato il 4-3, sono pronto a fare il 4-3. Non penso che per un allenatore professionista sia difficile fare il 4-3-3, onestamente. Però cerchiamo di capire se effettivamente, se anche questa è stata la chiave per scegliere Mazzarri, cioè De Laurentiis veramente ha fatto come con Garcia, vieni e fai il 4-3-3 e questa è l'unica cosa che mi interessa. Vediamo, lo scopriremo subito. E ringrazio anche Valeria che dice il fatto che ADL non abbia voluto accettare la richiesta di Tudor 2 anni al raggiungimento di certi obiettivi potrebbe anche voler dire che per giugno abbiamo già un allenatore, così mi chiedo. Sì, è così è logica, è chiaro. Tutti quelli che mi stanno scrivendo fanno questa ipotesi, vuol dire che già c'hai un'idea per giugno e me lo auguro, perché certamente poi non vorrei che poi scopriamo che ci sta un'opzione a favore del Napoli. Se Mazzarri fa bene, fa benino, si conferma Mazzarri. È una cosa che ci dobbiamo sempre augurare, cioè quando il Napoli va bene. Non mi piace il personaggio. Io non accettavo nemmeno il ritorno di Sarri, se vi ricordate, che invece al pallone ti fa giocare. Non accettavo nemmeno il ritorno di Sarri perché non esiste poi solamente il campo, esiste anche il modo in cui tu affronti la vita, il modo in cui tu ti confronti con i tifosi, con te stesso. Sarri sconfessò se stesso dicendo bugie in conferenza, tutto quello che aveva fatto era per lo scopo suo di vincere personalmente, non c'era niente che riguardava
nella città, nel bene collettivo, era per se stesso. Diceva delle cose contro la Juventus per se stesso, per aizzare la folla in quel momento, e ti andò male e poi si è rinnegato tutto quello che si era rinnegato, le lamentele con gli arbitraggi eccetera eccetera. Quindi a me non andava bene nemmeno Sarri, figuratevi Mazzarri. È chiaro che io vorrei che si possa fare un campionato dignitoso, magari ti porti a casa una coppa, perché le coppe sono abbastanza casuali, ti porti a casa una coppa, vai in Champions, benissimo, e poi l'anno prossimo c'hai un'idea. Lo devi già avere l'idea, la voglio già vedere, vorrei già sentirla, il rumor poi confermato per l'idea, perché altrimenti vuol dire che il progetto proprio non c'è e c'è un'improvvisazione continuata, perché quando ti scappa che non sei convinto di Garcia ed esce il rumor di Conte, vuol dire che tu l'idea ce l'hai ma è già irrealizzabile. Adesso ti leggo, Nando. Vuol dire che c'è un'idea che non è realizzabile. Conte che poi ti dice non voglio muovermi a metà stagione, sto bene con la famiglia, eccetera, eccetera. Può essere che voglia fare un tentativo per Conte l'anno prossimo. Ripeto sempre, non c'è certezza che Conte decida per il bene del Napoli di abbassarsi l'ingaggio e di cambiare atteggiamento. Quindi la vedo ancora difficile. Però se non è Conte è un altro, serve progettualità e serve difendere una scelta se la ritieni fatta bene. Se tu ritieni che con Garcia hai sbagliato, devi già premunirti, non puoi arrivare a un giorno dalla ripresa degli allenamenti con il no di Tudor, quando già hai fatto il sondaggio su Conte e non è funzionato. Hai continuato con Garcia, altro errore clamoroso. Se avevi deciso di non farlo, dovevi farlo subito, non puoi arrivare alle soglie della partita con l'Atalanta, dovevi farlo subito se non ti convince, e invece hai prolungato l'agonia. A quel punto dovevi continuare per tutto l'anno, dici si può fare, quello che succede succede, mi prendo la responsabilità e quello che succede succede, e invece no. Comunque ti sei preso un altro no di Tudor e non ti sei premunito, e la scelta di Mazzarri mi sa non di piano D, non di piano F, non di piano S, è piano W, è piano W della di Walter. Leggiamo altri messaggi, vi ringrazio tutti ragazzi, cercherò di leggere il più possibile, dopo apriamo anche la live, lancio il link al gruppo degli abbonati. Giubilato de omnes in terra servite, Mazzarre in letizia. Grazie Nando per ricordarmi i tempi del latino, poi facciamo una cosa è tradurre Cesare e una cosa è tradurre qualcun altro. Io non giubilo onestamente, sono sconvolto. Anche un 4-3-2-1 e palla lunga per davvero, old non so che cosa intendi con old meme, caro autore. Sì, l'albero di Natale, ma figurati, tutti i moduli vanno bene. Giochiamo a 3 e prepariamo la squadra per Conte. Questo discorso che vi stavo già accennando, grazie Zlai, significa che tu già devi intervenire però a gennaio, perché se vuoi fare tutto il campionato, siamo alla 12ª, devi fare 26 partite, più le partite di Champions, più le partite di Supercoppa, più la Coppa d'Africa, così c'hai pochissimi giocatori che possono fare il 3-5-2, il 3-4-2-1 o la difesa a 3 in generale, perché hai devi adattare delle situazioni e perdi i giocatori di fascia che hai in grande quantità, perché sotto punta ci puoi mettere Raspadori Kvara, ci puoi mettere Raspadori Politano, Kvara Politano, va benissimo, ci puoi rispolverare Lindstrom, però i due centrocampisti adesso devi utilizzare Lobotka in un certo modo, Anghissà in un certo modo, magari puoi rispolverare Demme, Zielinski dove lo metti? Zielinski di nuovo dove lo metti? E sulle fasce ci metti Di Lorenzo e magari Olivera, Mario Rui, tutta la fascia, sì, la può fare probabilmente, però là dietro c'hai una sola alternativa, fai giocare Nathan, Ostergaard, Rachmani, ti resta solamente Juan Jesus, poi devi adattare Di Lorenzo. Adesso lo vediamo con la lavagna.
lo vediamo sicuramente con la lavagna. Vi abbraccio tutti, siete tanti, per una live improvvisa che ovviamente sa di sfogo, perché ognuno poi deve dire la sua, e io sono pronto anche a sentire quelli che insomma hanno voglia di dire invece va benissimo. Gli unici due nomi per giugno dopo le sono di Castiglia potrebbero essere Farioli e Palladino, ma calma, aspettiamo l'operato di Valtteri. Una cosa positiva, che Rongoni ce lo siamo tolti dai piedi. Tu dici il preparatore così, ma la preparazione l'ha fatta, quindi lo siamo tolti per old memories. Ok, chiarissimo. La mia parte razionale dice che è una scelta sbagliatissima, ma mi vengono in mente ricordi. Cominciai a tifare Napoli in quel periodo con la prima partita allo stadio, un ritorno per me emozionante. Allora, Vale, a giugno arriva italiano, io spero uno tra Palladino, Motta e Farioli. Io spero non italiano. Tra questi che hai detto, io preferisco in ordine Palladino e Motta. Farioli ne parlano tutti, ma io non l'ho mai visto, non vi posso dire profilo interessante. Io vi parlo degli allenatori che ho visto. Adesso Farioli sta facendo molto bene e qui tutti quanti ne parlano. Ho visto che però ha vinto un sacco di partite 1-0 e quindi non lo so che tipo di allenatore è. Può essere un allenatore che sta avendo un po' di mazzo, può essere un allenatore bravissimo, ci vuole tempo per poi dare un giudizio definitivo, però almeno Palladino sono 2 anni che me lo sto vedendo. Motta convince moltissimo nel suo percorso col Bologna, è un altro paio di maniche. Il video sembra bloccato, l'audio va. Ti consiglio, Roberto, di riaggiornare tu perché io non vedo lag. Non vedo lag, sta tutto a posto. Quindi credo che sia a voi. Solo a te lag. Allora, se siete già in 2, può essere che sia mio il problema. Però io non vedo lag. Siamo sempre a 29.97 frame per secondo e quindi va bene. Fagioli del Nizza, De Zerbi a giugno. Fagioli del Nizza, per me va bene Valtteri, onestamente avere come dote il conoscere De Laurentiis, saperlo sopportare e prendere. Sto vedendo nuove vecchie interviste dove dice ma Mazzarri, c'era una cosa che chiedevano a Gifuni, Mazzarri ti fece la telefonata e Mazzarri disse a Gifuni il tuo presidente mi ha messo il bastone tra le ruote. C'è un Mazzarri che dice il tuo presidente nei confronti di un giornalista, anche lì non è che finì bene. Poi ci sono il web è letale, il web scaverà nel profondo, adesso siamo a caldo quindi è presto, però in questi giorni usciranno tutte quelle cose che sono state dette su Mazzarri in passato, positive e negative. Adesso sta girando il famoso video delle 1000 scuse di Mazzarri, che è esilarante perché arriva a dei livelli incredibili, e lì è proprio il passo indietro, lì è il grande passo indietro perché Spalletti con fatica ha provato a non prendersi mai alibi, a non dare mai alibi ai giocatori, e se Mazzarri comincia a parlare che il campo era bagnato, che il sole negli occhi e che magari giocare ogni 3 giorni è un problema, l'Europa League è più difficile della Champions League, e tutte queste storie qua è un tornare indietro clamoroso. Angela mi sente e mi vede benissimo, a qualcuno invece salta la linea. Ragazzi, vuol dire che si stanno collegando troppe persone contemporaneamente ed è come salta quella del Napoli, salto io. De Zerbi sarà contesto tra Napoli e Milan quindi andrà al Milan, il resto degli allenatori non mi convincono. Ma De Zerbi dobbiamo vedere se ha intenzione di tornare in Italia. Voi siete convinti che De Zerbi non continui il suo percorso in Premier? Perché avesse tornato in Italia non lo so. Osimen, mista, how they play. Mazzarri, Victor, guarda questo video di Cavani, fa lo stesso. È bellissimo, è verissimo questa cosa qua. Le parole di Osimen di ieri su Spalletti sono toccanti, sono parole che ti fanno capire che il piano gara è importante, il modulo è importante, ma devi, per far dare il massimo ai ragazzi, devi entrare nella loro anima. E speriamo che Mazzarri abbia tutta questa voglia, dopo essere stato fermo, di togliersi una soddisfazione e di fare qualcosa di miracoloso. Io lo spero, me lo auguro, ma dovete concedermi di essere un po' preoccupato, me lo dovete concedere.
non farò l'anti-Napoli, non farò la vedovella di Garcia, per l'amor del cielo, però tutto quello che sta succedendo è clamoroso e onestamente non mi predispone bene nei confronti del futuro. Dobbiamo vivere alla giornata. Ecco, quello che vi voglio comunicare è che dobbiamo vivere alla giornata. E se a chi non piaceva Garcia diceva ma questa vittoria è arrivata solamente per lo spunto di un singolo, ricordiamoci di quante partite Mazzarri ha vinto con uno spunto di un singolo, quando c'era il Pocio, quando c'era Hamsik in quella forma, quando c'era Cavani. Non è che è il gran gioco di Mazzarri che ci aveva portato a fare quelle grandi cose, non erano spunti dei singoli, e allora speriamo che i singoli abbiano grande orgoglio e vogliano fare una stagione dove onorano loro stessi, onorano lo scudetto, anche, e ve lo dico con la morte nel cuore, anche semplicemente per impressionare un club che magari si può interessare per essere venduti. In questo momento, per non perdere la stagione, dobbiamo sperare anche in questo, che facciano singolarmente alla grande e quindi sperino di ricevere offerte da grandi club. Le belle ragazze di Madrid hanno distratto i ragazzi. Questa potrebbe essere un'altra scusa. Penso di sì. Sono costernato. ADL ha reiterato i comportamenti di quest'estate da uomo solo al comando. Accettare 7 mesi di contratto sarebbe stato appannaggio di un disperato che vuole rientrare. Ora l'abbiamo. Nicola, non c'è dubbio, nessuno accetta se non sei o a fine carriera, perché Mazzarri per me è a fine carriera magari si vuole rilanciare ma è stato fermo tanto tempo, c'è un motivo, cioè se Mazzarri non viene neanche scelto dalla Salernitana che preferisce scegliere Inzaghi o Empoli che sceglie Andreazzoli ed è uscito proprio dalle turnazioni anche quelle solite dei vari allenatori che poi vengono chiamati in corsa quando devi salvare la situazione, un paio di domande io me le faccio e non conosco l'uomo Mazzarri, però lo sapete che alla fine poi girano, soprattutto quando poi lasciano gli allenatori, girano delle cose, girano dei rumors che devi prendere con le molle, e mi sa che insomma all'epoca si diceva che Mazzarri non era una figura positiva nei corridoi di Castelvolturno, cioè uno che non fa piacere, proprio l'opposto di Spalletti. Avere carattere sì, ma non so nemmeno se ti devi far odiare poi dai giocatori. Vediamo. Ripeto, non so cosa volevate ora. Tudor, lasciamo stare. A questo punto avrei già preso all'inizio, non serviva il nome, era l'anno buco o l'anno buono. Ma diamo fiducia a chi ci fece sognare per primo. Sì, io li voglio leggere i messaggi positivi su Mazzarri. Mazzarri vincerà la Champions, benissimo. Voglio leggere i messaggi positivi, ma non le dove posso vedere la presentazione? Vivo in New York. My friend, I'm in New York. I cannot introduce Mazzarri officially to you. Non so nemmeno, I don't know if they're gonna officially make like a press conference. They should make a press conference. Ma non credo che il Napoli ha interrotto, credo, il silenzio stampa. È tutto in divenire. We're gonna discover day by day what's gonna happen. But if you're in New York, just stay in touch. Vabbè, la Champions è una volta. Il problema sarà se i giocatori risponderanno alle sollecitazioni di Mazzarri pur sapendo che Mazzarri è un traghettatore. È giusta considerazione. Che vi devo dire? Ero a Los Angeles a cena con Brad Pitt e Angelina Jolie e ho pensato a Walter, a Lavezzi, a Cavani, a Hamsik e mi è venuta la pocundria. Ma veda! Al Pacino Crawl Caramel adesso è uscita in ritardo. Mazzarri fa 21 punti in queste partite, ma tu dici in queste 4 partite, perché 3x4 fa 12. Se invece intendi 21 punti nelle successive 26 partite, potrebbe essere un problema. Potremmo salvarci, però potrebbe essere un problema. Vi ripeto,
Non mi piace niente di quello che sta succedendo. Sono avvilito, sono distrutto, non riesco ad essere possibilista ed equilibrato come di solito sono. Non ce la faccio. Io vi ripeto però quello che vi ho detto. Non cambierà molto la media punti del Napoli. Non mi aspetto filotti incredibili e non mi aspetto neanche di cadere completamente nella crisi nera dove ne perdi 4 consecutivi. Oddio. Atalanta, Inter e Juventus puoi perdere tranquillamente visti i valori e visto il momento, però io non mi aspetto un crollo definitivo e sarò lì al varco senza fare la vedovella di Garcia per analizzare l'andamento. Garcia ha fatto 21 punti in 12 partite, pochi, ricordiamolo, non sono contento di quanti punti ha fatto Garcia. Però guardando i numeri di quelle che sono le prestazioni in Serie A, il Napoli con record di tiri, il Napoli con record di possesso palla, c'era un'idea di continuità, al di là del modulo, almeno di atteggiamento in campo. Voglio dominare la partita, la faccio io, poi se creo i presupposti per essere anche asfissiante nel primo pressing, tutto bene. Quello non è riuscito. Di conseguenza almeno c'era una continuità. Con Mazzarri si sceglie la discontinuità. È discontinuità. Mazzarri, tu dici, vabbè, ma quelli avevi i giocatori. Mazzarri ha avuto la possibilità di allenare l'Inter. Era un Inter non come l'Inter di adesso, però ha fallito di brutto e si è bruciato completamente. Leggevo l'intervento di Giuliano, fatemi recuperare. Anche Fabio ha utilizzato il suo messaggio. Ore 20 ci sarà la conferenza stampa di Walter. Ore 20 vuol dire alle 16, no, alle 14, quindi tra 3 ore. Vuol dire che noi stacchiamo e io guardo poi la conferenza, perché non posso stare collegato ai 4 ore, sarebbe assurdo. E ringrazio Roberto. Anche l'aspetto linguistico conterà. Lo scorso anno con Spalletti lo spogliatoio comunicava in inglese. Con Valterone la vedo abbastanza dura, ricordando l'intervista che fece al Watford. Esatto, il video di cui vi parlavo prima, delle 1000 scuse, parte proprio così, con lui che dice buon afternoon, si dice buon afternoon. L'ha fatta l'esperienza in Inghilterra, non so se nel frattempo ha raffinato il suo inglese, il modo di comunicare. Spalletti sappiamo che lo ha fatto con anche bene. Garcia ha fatto quello che ha potuto. Avere un allenatore italiano può essere importante perché conosce già certe dinamiche, conosce l'ambiente, la famosa frase conosce l'ambiente, va bene, però poi devi confrontarti con quali giocatori, con quale gruppo ti devi è giusta la considerazione, è interessante. Prendiamo almeno un lato positivo, almeno Mazzarri non si metterà seduto in panchina a fare la lista della spesa. E vediamo, ci sono degli anni in più. Può essere pure che sia un po' più stanco e non riesca a stare in piedi per tutto il tempo. Spalletti era in grande forma anche fisicamente. Mazzarri si è sempre mantenuto bene. E quindi se per noi è importante, guarda com'è importante questa, se per noi è importante che sia un allenatore che stia in piedi e che urli ai giocatori e che viva la partita come se stessi in campo, se quella è la cosa fondamentale, benissimo, abbiamo risolto tutti i problemi. Lo faceva Spalletti, che non si sedeva e stava lì a vivere la partita, lo faceva anche Gattuso. Spalletti esaltato, Gattuso preso a picconate, grida solamente, stai zitto, falli giocare. Quindi vediamo se il problema era Garcia, che a me non piace, ricordate, che si siede e scrive, non mi piace. Vediamo se era quello il problema. È deprimente, questo presidente abbiamo vinto e per lui basta e avanza, possiamo soffrire adesso. Ciao Filippo, come ti ho detto ero sicuro si pretesse un direttatore, mi auguro un nome giovane tra i noti. Io faccio il tifo per Palladino, anche io per il futuro faccio il tifo per Palladino. Speriamo abbia fatto la spallettata e si sia davvero aggiornato durante il suo periodo di fermo, ma sarebbe come passare da iPhone 6 a iPhone 15 Pro Max. Sì, è proprio dura. È veramente dura. Domenico, si torna indietro di anni.
anche a livello comunicativo e di immagine. Questi mesi da sfruttare, immagino che quello sia un 7 mesi, quindi quando scrivete 7 nella donazione esce il meme. Che meme è quello? aiuto, che sfizio sto fatto dei numeri che Stream Elements li trasforma in emoji strane. E fatemi recuperare questi messaggi perché non mi voglio perdere niente. Dove sta? Allora sta scorrendo tutto, non regge il sito del Napoli, non regge il mio sito. Si ritorna dietro e sfrutta questi 7 mesi da sfruttare per programmare al meglio la prossima stagione. E andiamo a vedere. Capisco lo scetticismo, però essere contro la Scetti Mazzarri e andare a riprendere solo le sue scuse mi sembra ingeneroso. Per noi è stato ben altro. Sì, però amico mio, era un altro Napoli. Per noi è stato ben altro perché venivamo da altri presupposti. Eravamo la sorpresa. Ricordate che il Napoli era la sorpresa, era la variabile impazzita, la squadra che ti faceva emozionare perché faceva dei risultati che tu non ti aspettavi su certi campi. Siamo arrivati anche secondi, benissimo, alla grande, ma è un'altra epoca, è un'altra era. Quindi abbiate pazienza, io resto scettico. Welcome back Mr. Bazzarri, speriamo bene, da parte di Michele. Voi siete anche la mia terapia, perché perché è così che mi aiutate anche a ragionare quando sono troppo upset. Un saluto dal lavoro, Vali, quindi è ufficiale? Sì, Valentino, è ufficialissimo. C'è stato il tweet, c'è stato il comunicato dell'esonero. Bentornato Walterone, non so come hanno scritto. E quindi andiamo a leggere altre considerazioni. Io mi chiedo com'è possibile che non ci sia un solo allenatore bravo che abbia voglia di provare a vincere almeno una coppa con questa squadra. È una bella considerazione. La voglia di vincere almeno una coppa con questa squadra, che è una cosa che si può fare. Magari tu lo scudetto lo devi dimenticare perché facevo un calcolo matematico. Per il Napoli, se ipotizziamo uno scudetto a 91 punti, che è un numero che ci fa piacere, siamo a 21, ne devi fare 70, ok? Per fare 70 punti in 26 partite devi fare una media di 2,7 punti a partita, che è una media che non ha l'Inter quest'anno e non aveva nemmeno Spalletti l'anno scorso, che ha vinto per distacco e che ha ammazzato il campionato. Quindi questa media non l'ha fatta mai nessuno. Non è che tu dici non l'ha fatta mai il Napoli e adesso Mazzarri riesce nell'impresa. Non l'ha fatta mai nessuno. Di conseguenza possiamo escluderla? Sì. 99,999999 non può succedere. Quindi non è una questione di poter lottare per lo scudetto, ma una coppa te la puoi portare a casa. Evidentemente negli ambienti calcistici certi atteggiamenti, e quello se ne va sbattendo la porta, e quello non vuole rinnovare, e quello preferisce prendersi un anno sabbatico e aspettare, e quell'altro dice liberami, non ce la faccio più, e quell'altro vuole andare a fare un'esperienza da qualche altra parte. Vuol dire che è proprio difficile avere a che fare e stare in questo ambiente calcistico. Vuol dire che quando tu capisci, dici ok, do il massimo, mi faccio la brandina a Castelvolturno, mi isolo, non voglio sapere niente, lavoro solo con i ragazzi che sono straordinari. E questo, non tutti hanno la forza, e soprattutto perché fare dei sacrifici così quando in giro ci sono opportunità di lavoro molto più tranquille, molto più serene, e puoi fare tranquillamente il tuo percorso di crescita altrove. Più che adesso, che è una situazione complicata, tu ti devi chiedere il perché uno preferisce stare a Bologna invece di venire a Napoli. Ci sono degli allenatori che ti dicono chi è il direttore sportivo, con come facciamo il mercato, e se De Laurenti ti risponde guarda, sono io, non ti basta. Ci sono allenatori a cui non basta, dobbiamo accettarlo. Poi arriva Meluso, è chiaro, arriva dopo. Che ha fatto Meluso? Che sta facendo Meluso? L'ha scelto Meluso, Mazzarri. Dove sta Meluso? Che sta facendo Meluso? Lasciate like, ragazzi, lasciate like, che sono per me. Ha stato tutto merito di Kim. Non ho capito mo che cosa intendi, Alessandro,
Non ho capito. Se intendi Kim, cioè che lo scudetto è venuto solamente per merito di Kim, è una battuta sarcastica con l'italiano stroppiato che non comprendo nemmeno. Però ti ringrazio sempre per il tuo supporto. La butto lì, grande Mark. Ho registrato un pezzo alla chitarra, ci sarà Cory Wong, una cosa bellissima. Salmoni. La butto lì. La questione è che a parità di punti, che probabilmente farà Valterone, comunque sarà meglio di Garcia, che ci sta troppo sulle balls. Le balls. Il concetto sciocco, lo capisco, ma io mi sento così. Ed è chiaro, perché oramai questa è stata questo è il messaggio che è passato. E lo capisco. E purtroppo Garcia non ha fatto niente per farsi ben volere, è andato anche lui subito in contrasto con l'ambiente, e quindi è normale che alcune sue domande, alcune sue risposte ci hanno lasciato un senso di amarezza e di non ci convinceva nemmeno umanamente. A parità di punti che può fare Valde e può fare la stessa media punti di Garcia, sperando che bastino per andare poi in Champions, io vi dico, sì, Garcia stava sulle balls, benissimo. A me sta sulle balls Mazzarri, se a parità di punti mi devo sentire che c'era il campo bagnato, il campo troppo veloce, e giocare ogni 3 giorni è un problema per questi giocatori. Quindi, attenzione, io non sono convinto che Mazzarri sarà più... Noi abbiamo la cosa romantica così, ma le minestre riscaldate a me non mi hanno mai convinto. Non mi hanno mai convinto, ragazzi. Vediamo, siamo pronti a ricrederci. È una stagione di grandi emozioni. Ma che emozioni? Ma quale emozione? Una cosa è certa, è che non ci annoieremo mai. Voi iscrivetevi al canale, lasciate il like. ADL ha distrutto una squadra da ciclo vincente in 2 o 3 mesi. Ho sempre sostenuto ADL, ma quello che ha fatto quest'anno neanche Nerone a Roma. Lo dice uno che si chiama Mazzone, che bella grandissima dignità. Perché poi io, se devo dire una cosa a Garcia che gli ha fatto perdere forza nei confronti probabilmente della squadra e anche nei confronti miei, nel senso che io chiedevo all'allenatore del Napoli di essere credibile. Se tu accetti, dopo le non dichiarazioni di De Laurentiis, di continuare con De Laurentiis che fa il preside vicino al professore, che controlla, che viene, che guarda, che dà consigli, così, per me lì tu hai perso forza. E lì dovevi mollare, ed è lì che la stagione è segnata, la stagione di Garcia è segnata. Piaccia o non piaccia, convinca o non convinca, a quel punto era inevitabile cambiare. E quando ti metti tu a DL nelle condizioni in cui è inevitabile cambiare, devi prendere quello che rimane. Sono briciole, devi accontentarti delle briciole. Se quello là grosso non viene, ti dice di no. Se quell'altro ti chiede un ingaggio, se quell'altro ti chiede delle garanzie di contratto, chi resta, chi viene, chi vuole, c'è un annuncio proprio su chi vuole venire, non vi preoccupate, c'è la pizza, la napoletanità. È poco per avere un progetto che funzioni. Come sta Guido? Nicola, come sta? Non parlo per lui, lo faremo dire a lui appena sarà possibile. Che sta facendo Giuntoli? Attenzione, clamoroso dalla Francia. Tudor ha firmato un contratto biennale a partire dall'anno prossimo. Quindi il traghettatore Mazzarri, e poi Tudor ha firmato un contratto dall'anno prossimo. E che senso ha? Fatemi capire. Se De Laurentiis ha scelto Tudor per l'anno prossimo, non poteva venire subito, così cominci a fare una stagione e poi dopo fai 2 anni successivi perché ci credi e ti convince veramente. Non ha senso, questa cosa. Clamoroso dalla Francia. Non ha proprio senso. Ma siamo sotto al cielo, quindi tutto può essere. Sì, dove sta? Ragazzi, dovete stare un pochino tuned con anche con l'altro Instagram, quello musicale. È una cosa piccolina che però mi ha riempito di orgoglio, un'occasione che è caduta proprio dal cielo, e prestissimo vi posso far vedere una cosa, e probabilmente, se non esce video ed esce solamente audio, probabilmente registrerò un video
per me, magari che postiamo sullo YouTube musicale, state tunti, perché poi succedono le tragedie assolute calcistiche, ma altre cose sono invece simpatiche. Allora, Mazzarri qualche mese fa: ho studiato il Napoli a memoria, può essere che lui l'ha detto così, a memoria, su tutti i movimenti del calcio di Spalletti. La mia idea sarà simile, magari ha studiato per davvero come aveva fatto Spalletti con Gattuso, e alla grande, speriamo. Studiare, ripeto, studiare non basta, perché anche io ho studiato Spalletti, certo non ho le capacità né il carisma per essere poi un allenatore, né la capacità, perché poi serve l'esperienza. Mazzarri l'esperienza ce l'ha, il carisma vediamo, perché il carisma non te lo puoi dare da solo, lo decide chi ti ascolta se hai carisma o meno. E insisto, l'idea di Spalletti da sola non basta, servono quelle parole che Spalletti ha saputo dire durante la partita con la Juve a Torino, e ci ha raccontato Osimhen. Ha detto: io non voglio essere, Spalletti dice, non voglio essere ricordato come quello che non ha vinto niente. Voi avete la possibilità di diventare delle leggende mai dimenticati. Vincendo questa partita vi avvicinerete al traguardo. Benvenuto Raffaele. Scrivetemi in privato tutti quelli che siete abbonati, così vi posso aggiungere al gruppo degli abbonati. Spalletti dice ai ragazzi, gli fa il discorso e dice: vincete qua, e poi il Napoli la vince alla grande nel finale, una storia bellissima, i propri destini forti, e lì si rendono conto ancora di più di quello che stavano facendo. Quindi non basta l'idea calcistica, devi anche saperla comunicare. Ecco perché quando mi si parlava per esempio di De Canio, secondo me De Canio è proprio un bravo allenatore, i concetti che esprime secondo me sono concetti di calcio, li riesci a trasferire ai giocatori che sono ragazzi moderni, sono ragazzi di social, sono ragazzi che non tutti hanno quella maturità alla Raspadori di seguirti. A volte devi dire la parola giusta per capire. Una parola giusta a uno non è la stessa parola giusta a un altro. Viviamo di speranze, ragazzi, in questo momento. La speranza è che Mazzarri sia tutto questo. Il canale TikTok ha fatto un video sfottendo in modo velato Garcia. Non c'è dubbio, non mi aspetto altro. Obiettivamente analizzare è difficile, speriamo che il mister si sia evoluto e che possiamo vedere qualcosa di nuovo. Vale, fortunatamente sono riuscito a rinnovare. Se già c'eri, tutto a posto. Allora Raffaele, ti abbraccio. E Lombardo Out, possiamo dire, la sua ragazza si ha stufato, non ha rispetto per nessuno. È una non una battaglia, ma è una cosa che ho sottolineato da quando ho aperto il canale, che proprio da lì partono la maggior parte dei problemi comunicativi del Napoli. Avevo bisogno di questo comitato di supporto psicologico. Sogno un gol al 95esimo con l'Atalanta, con Mazzarri senza giacca nel freddo a Bergamo e Aronica espulso per rissa con Gasperini. Tra l'altro, Giuseppe, si parla adesso anche di Aronica nello staff. Io cerco di tenere il cellulare aperto, le novità arriveranno una dietro l'altra. Il Napoli che piaceva l'anno scorso sono studiato a memoria, le dichiarazioni fanno ben sperare. Tengo aperto tutto, l'abbraccio con Maggio, eccetera eccetera. Vediamo bene. Mio pronostico finale: 1 Inter, 2 Milan, 3 Napoli, 4 Lazio, 5 Fiorentina, Roma, Allegri. Vabbè, ho capito, perché tu vuoi tu sei un avsim seguace. Stai facendo scendere l'Allegrendus al 7° posto perché vuoi liberarti di Allegri. Sì, fa piacere leggere queste cose qua, ma mi dispiace, non avverrà. Allora, sì, mi fa piacere fare un po' di analisi tattica, se vogliamo. L'annuncio dell'esonero di Garcia lo trovi sul sito ufficiale del Napoli, sscnapoli.it. Non credo l'abbiano fatto sugli altri canali social, Twitter e Instagram, almeno non l'ho visto. Ho visto prima l'annuncio di Walter Mazzarri e poi ho letto successivamente il comunicato ufficiale sul sito. Andiamo a fare questa ipotesi, ragazzi, vediamo se riesco a farla. Voi nel frattempo me li lasciate like, che io faccio questa analisi tattica. Qua potrei anche laggare, perché farlo tutto
in diretta potrebbe essere complicato. Allora, abbassiamo con i settings, arriviamo a 90, li facciamo più piccolini, mettiamo tutti in campo, tranne direi Lozano. I Dasiak anche lo togliamo, mettiamo tutti quanti in campo, anche Zerbin, li mettiamo tutti, anche Zedadka, perché no? Li mettiamo tutti in campo, Gollini, e vediamo, sempre in attesa che il mio amico Stefano, che mi ha fatto questo lavoro straordinario, chissà se Gollini torna in panchino, se viene riconfermato Meret. Questo è un altro tema. Con un nuovo allenatore può essere che succede di tutto. Zanoli, Ostigard, io voglio anche mettere il vostro... Aspettate un attimo, devo fare le cose per bene, ragazzi, perché poi devo anche leggere i vostri messaggi, e quindi vi metto qui. Esatto, abbiate pazienza, stiamo lavorando per voi, lasciate i like. Zedadka non c'è più? E allora se Zedadka non c'è più lo togliamo da mezzo. Hai ragione, Zedadka è andata, hai ragione. Lindstrom, Caiuste, Zerbini invece c'è, Di Lorenzo c'è, Politano, Zielinski, Simeone, Olivera, Rachmani, Osimhen, Elmas, Mario Rui, Juan Jesus, Demme, Nathan, Meret. Allora, prima cosa da dire, Pioli esonerato, non ci credo. Ufficiale? Non lo so, vediamo. Allora, ipotesi di formazione. Se Mazzarri vuole giocare con il 4-3, non la dobbiamo nemmeno ipotizzare la formazione, perché questa è, la conosciamo bene. Se invece Mazzarri vuole rispolverare il Napoli antico, perché magari, sai, nel momento di... Quello il Napoli non è in crisi, io per questo vado in difficoltà, perché non capisco. Il Napoli sì, qualche partita l'ha sbagliata, ma non è che stiamo il Napoli in crisi di Ancelotti, mi devo mettere a 3 perché devo vedere di non prenderle e poi magari riparto con grande foga perché ci dobbiamo salvare. Il Napoli non era in crisi. Il Napoli era in crisi di identità, in crisi di risultati sicuramente, ma non era in crisi come squadra. I numeri dicono altro, non posso sconfessare i numeri. Allora, con calma, giusto per sfizio. Per quanto riguarda la fascia sinistra è chiaro. Allora, Juan Jesus, Nathan, Ostigard, io lo metterei al centro, o Ostigard o Rachmani al centro, simile. Tanto Rachmani ha fatto il braccetto di destra con il Verona e può stare sia al centro che qui, e anche Ostigard può stare al centro qui. Abbiamo un solo centro di difensore centrale sotto questo punto di vista. Meret, Gollini li mettiamo qua, è una scelta che andrà fatta. Di Lorenzo tutta fascia lo può fare come Zanoli, i due centrocampisti Caiuste e Lobotka, Anghissà, Demme in questo momento, ovviamente anche Zielinski può rientrare tra i centrocampisti centrali, e anche Gaetano, perché non c'è altra soluzione. Mario Rui, Olivera, anche Elmas li puoi considerare tra i centrocampisti centrali, oppure qua abbiamo Simeone, abbiamo Osimhen, abbiamo Raspadori, i due sottopunta cercando di ricordare Pocio, cercando di ricordare Hamsik, cercando di ricordare i tenori, cercando di ricordare tutta questa cosa. Questa è la situazione ipotizzabile. Sottopunta ci può andare anche Zielinski, ovviamente, sottopunta ci può andare anche Gaetano, sottopunta ci possiamo mettere uno Zerbini, ci possiamo mettere sicuramente un Lindstrom, e anche lo stesso Raspadori, se non fa la punta, può andare sotto punta così. Questa è la situazione dell'eventuale 3-4-2-1 di mazzarriana memoria. Il problema serio che vedete è che non abbiamo soluzioni in caso di infortunio o di squalifica. Una soluzione è scalare Di Lorenzo qui, e quindi qua sulla fascia ci deve giocare uno tra Zanoli e Zerbini. Una soluzione è puoi adattare anche Olivera come braccetto, e quindi là però devi recuperare un Mario Rui, altrimenti deve spostare Zerbino da questa parte. In situazione estrema lo stesso Elmas si adatta e si mette a disposizione per fare il tutta fascia a sinistra, ma non lo voglio mai sentire nominare, perché sarebbe mortificazione per il ragazzo e sarebbe una situazione di gravissima emergenza che speriamo di non vedere mai.
difficile, molto difficile giocare a 3 e per questa squadra. A centrocampo questi sono, vediamo se ovviamente viene rispolverato Demme oppure no. Questa è la situazione al momento e adesso vi leggo, mi sposto e vi leggo di nuovo tutti. Nel frattempo li avete lasciati, richiamiamo De Santis, li avete lasciati like. Gargano e Zuniga, esatto. Per me fa il 4-3-3, vediamo, anche perché è la condizione senza la quale De Laurentiis non ti assume, che si è fissato su questa cosa del modulo, e quindi se lui ha dichiarato, ho studiato Spalletti, sa fare il 4-3-3, De Laurentiis nella sua chiacchierata evidentemente, ma lo fa il 4-3-3. Io avevo fatto pure io mi ero preparato, devo fare un altro, vabbè. Miroslav Ilic è dei nostri, benvenuto. Iniziamo male. Napoli-Atalanta 25 novembre, compleanno di Lobotka. Questo è bellissimo, questo messaggio commemora Bellino, perché per chi non ricordasse, ci fu una partita dove Mazzarri disse forse il compleanno di Cavani ha influito sulla prestazione e quindi tutti mi stanno cominciando a dire vediamo i compleanni dei giocatori per capire quali partite possiamo perdere. Magari Elmas entra nei minuti finali alla Datolo, ci può stare. Dice Vincenzone, è più possibile Mario Rui come braccetto che Olivera in costruzione avrebbe il suo perché? Assolutamente no, non sono proprio d'accordo, perché se metti Mario Rui come braccetto piccolino come costruzione sì, siamo d'accordo che c'ha un tipo di costruzione più pulita, però è uno che verrà costantemente attaccato con palle alte. Metti Mario Rui come braccetto a 3 a posto di Olivera? Assolutamente no. Assolutamente no. Olivera alla corsa ho capito, ma se ne devo adattare uno, adatto sempre Olivera che ha il colpo di testa, non adatto Mario Rui. Quello che ha saputo fare Spalletti è togliere a Mario Rui i compiti difensivi, facendo in modo che la fascia forte fosse quella là dove il Napoli attaccava, e se loro ti volevano sorprendere potevano farlo con il cambio di fascia, quindi ci attaccavano di meno sulla fascia di Mario Rui, sfruttando le qualità di Mario Rui e senza mostrarne i difetti. Quindi Mario Rui braccetto, vi prego no, che poi ora inizia il periodo dell'anno in cui pioverà di più, una cosa difficilissima. Se veramente Mazzarri ha studiato potrebbe darci le piacevoli sorprese. Il suo Napoli, quello bello, non era affatto male. Tra l'altro ragazzi, voi non lo sapete, ma prima io di partire per l'America ebbi la possibilità di fare una piccola trasmissione radiofonica in una radio campana, dove feci una trasmissione che si chiamava Rock and Goal, invece di rock and roll, Rock and Goal, perché mettevo i miei pezzi di musica rock in radio e poi parlavamo un pochino del Napoli, ed era il periodo di Mazzarri, quindi io ricordo un po' di analisi. Era un'analisi un po' più superficiale, non ero quello di oggi ovviamente, non c'erano nemmeno i dati, non lo volevo fare nemmeno così con questa costanza, però io ricordo che non mi dispiaceva all'epoca. Però dobbiamo ripetere, all'epoca siamo cresciuti tutti, siamo cresciuti nel modo in cui guardiamo il calcio, dobbiamo sperare che sia cresciuto anche Mazzarri. Sono preoccupato, sono molto preoccupato. Io sono dell'idea che questa squadra non funziona per via della condizione fisica precaria. L'anno scorso fu un'annata straordinaria, tutto ha funzionato senza intoppi. Gabriele, mi viene da piangere. Osimhen con Mazzarri giocherebbe in stile Cavani. Amico mio, che significa giocare in stile Cavani? Osimhen è una punta fortissima, Cavani è una punta fortissima. Cavani nel suo essere famelico ti veniva anche ad aiutare in difesa. Era la richiesta dell'allenatore che Cavani venisse ad aiutare anche in difesa. Ricordiamocelo questo, che il Napoli quando doveva difendersi, quando perdeva campo e perdeva possesso palla, che non aveva il possesso palla, Cavani veniva a dare una mano non solo sui calci piazzati. Io ricordo tantissime volte in cui Cavani veniva ad aiutare proprio sulla fascia. Quindi perché? Perché aveva una fame incredibile, aveva anche la capacità atletica di venire ad aiutare. Abbiamo mai detto a Cavani
Però lui aiuta in difesa, quindi perde un po' di brillantezza e di lucidità sotto porta. Non lo abbiamo mai detto, perché Cavani era straordinario proprio per questo. E molte partite le risolveva lui proprio di sua spontanea volontà. Non c'era bisogno nemmeno di uno schema per arrivare a Cavani. Osimhen può fare tutto questo? Probabilmente sì, ma finora lo abbiamo visto sempre come punta finale di un gioco che arriva o con i cross per lui o con un lancio per lui in profondità e poi lo devi accompagnare. Diverso. Non è che arriva Mazzarri e fai giocare Osimhen come Cavani. La speranza è che possiamo fare questo paragone. Mazzarri esaltava Cavani, Mazzarri può esaltare Osimhen, ma Osimhen si esalta da solo. Non c'è bisogno, ce lo ha detto Spalletti non si è mai preso, nonostante ci abbia lavorato anche caratterialmente e anche tecnicamente, non si è mai preso i meriti della crescita di Osimhen. Osimhen doveva fare il suo percorso e lo ha fatto ed è arrivato ad essere l'attaccante più letale della Serie A, quando non ha problemi fisici e quando non ha problemi extracalcistici. Se Osimhen risolve questi problemi e non pensando al rinnovo, non pensando al contratto, da professionista continua a fare il suo, le partite le risolverà come ha sempre fatto. Però aspettiamo che ritorni dall'infortunio, aspettiamo la prossima Coppa d'Africa e andiamo a capire di che si tratta. Esatto, no, sono dubbi legittimi, amico mio. Vedo Kvara stile Pocio. Spero davvero Mazzarri si sia aggiornato e sia pronto a guidare una squadra che deve comandare il gioco e non subirlo, per poi puntare tutto sulla velocità in contropiede. Però, amico Marco, comandare il gioco e non subirlo, per poi puntare tutto sulla velocità in contropiede. Renditi conto di quello che hai detto. Se tu comandi il gioco non c'è nessun contropiede. Non c'è nessun contropiede. Se tu comandi il gioco, fai girare il pallone e vai al tiro. Se invece lo subisci, puoi sfruttare la velocità in contropiede. È proprio il contrario. Quindi decidiamo che cosa vogliamo fare. Abbiamo detto a Garcia che non era dominante come Spalletti, che si abbassava un po' troppo. E Mazzarri è proprio questo, lo sfruttare poi nel riversarsi nelle ripartenze. Quante ce ne ricordiamo? Attenzione, è questo l'equivoco tattico che sta vivendo il Napoli in questo momento. Vogliamo una squadra più simile a Spalletti o più simile a Conte? Vogliamo andare nella direzione Tudor o nella direzione Sarri? Capiamoci. Cavani lo teneva proprio nel sangue di rientrare a aiutare la squadra. Ricordo alcune diagonali incredibili. Ma quanto è importante giocare su un campo asciutto? Giustamente. Sì, che ha giocato 4-3 nei minuti finali. A proposito di Cavani, ricordate Napoli-Lazio, partita della difesa e andò in gol. E certo, ce lo ricordiamo tutti. Valterone ha ancora un suo staff. Chi lo accompagna a Napoli? Ottima domanda, lo scopriremo presto. Qualcuno sa come si fa la disdetta a DAZN? Non lo so. Anche Osimhen arriva in difesa non come Cavani, ma lo fa. Ogni tanto lo fa, senza dubbio. Nessuno è soddisfatto, ma con quelli attualmente liberi si poteva fare di più, secondo voi? Come si programma il futuro di una squadra dove nessuno vuole venire ad allenarci nemmeno dopo aver vinto? Cara Valentina, io mi ero permesso di fare una lista tra quelli, escludendo Mazzarri, Cannavaro e Tudor, che erano i nomi papabili, quindi esclusi quelli, io mi sono chiesto, ma ci sarà qualcuno più bravo di Mazzarri? Ci sarà qualcuno che ha smesso di allenare da poco? C'erano quelli là, ci sono dei profili liberi, tra cui Lopetegui, grande esperienza, Gagliardo, un allenatore che era fascinoso, era affascinante perché argentino, perché la storia del River, con la voglia magari di venire a fare un'esperienza in Europa, tutto da testare ovviamente. Van Nistelrooy, il nuovo che avanza, mi dicono che ha fatto grandi cose in Olanda. Laurent Blanc, grande media punti, però anche lui molto fuori dai giri del calcio moderno. Villas-Boas, stesso discorso. Quindi alcuni che si devono rigenerare, alcuni che hanno fatto un buon periodo e poi sono finiti fuori dal giro. Poi c'erano tra gli italiani, c'era Giampaolo, con tutte le cose che abbiamo detto nell'ultima live, semplici, Gotti, Nicola e Ballardini. Se mi deve arrivare Mazzarri, io mi prendo Nicola.
Voi siete contenti di Mazzarri perché avete quest'idea romantica di quello che abbiamo fatto con Mazzarri, con Cavani, con il Pozo. Tra Mazzarri e Nicola io prendo Nicola tutta la vita. Tra Mazzarri e Nicola io prendo Nicola tutta la vita. Non Ballardini, prendo Nicola. C'ho lo sfizio di vedere Nicola in una squadra importante, perché non dimentichiamo quello che ha fatto Nicola con la Serenità. Però quella era una situazione disperata. Se volete un urlatore alla Gattuso e alla Conte, Nicola. Poi può essere pure che De Laurentiis la chiamata a Nicola ha detto ma quando mai sto benissimo, non c'è problema. Quindi secondo me c'erano altre situazioni, però non sappiamo mai se queste altre situazioni erano d'accordo nel venire a Napoli in questo momento. È anche possibile che si impari qualche giustificazione in più per i suoi ritardi. Hanno dirottato l'aereo, era nuvoloso, non si partiva, le cavallette. Io vedo più Kvara come Cavani. Valerio Marco ha messo una virgola di troppo e ha cambiato il suo senso di discorso. Aspetta, qua non ho capito. Lopeteghi, sì. Non capisco tutte queste remore per Mazzarri. Stavamo trovando a forza le cose buone di quel pur pallesse del francese, dimenticando il secondo posto di Mazzarri con giocatori di parte 3-4. Vabbè, Andy, tu sei il solito tranchant. Io ho voglia di analizzare oggi. Se no dico Mazzarri, cattiva scelta e chiudo la live. Non mi piace. Se non hai Twitter, apriti Twitter e con questo tipo di comunicazione funzionerà. Ti seguiranno in tanti. Allora, cerco di leggervi tutti. Aronica allenerà i movimenti della linea 4, stiamo a post, ma Nicola l'anno 21 non lo voglio. No, ma è chiaro che l'anno 21 non lo voglio, tu devi ripartire da capo, hai fallito, una nuova era è fallita, è cominciata sotto una cattiva stella, ragazzi, dobbiamo accettarlo, della Redis lo devi accettare. Io avrei preferito, se prendi un Lopeteghi, per esempio, gli fai il contratto lungo, ci credi, dici ok, vediamo se questo va meglio, gli dai questo tempo a prescindere di come va per conoscere la squadra, ti fai questo anno così e poi ricominci secondo e terzo anno con il mercato fatto da lui, con le idee sue. Se prendi uno che ti deve traghettare e poi c'ha già un'altra idea, è un conto. Se prendi uno che ti deve traghettare e poi l'altra idea la devi ancora sviluppare perché non sei convinto e devi vedere chi ti dice di sì, ne è un altro. Ecco perché stiamo navigando a vista. Andiamo tra pattoni, direi di no. Ciao Valerio, il problema è che in corsa nessuno vuole bruciarsi con la piazza di Napoli e Netcom tra l'altro nemmeno, non solo in corsa ma nemmeno a inizio stagione si sono voluti venire a bruciare una piazza come Napoli, perché De Laurentiis stesso ce l'ha detta, avete visto, io volevo Luis Garriga, meno male che non è venuto, dice De Laurentiis. Thiago Motta lo sappiamo, Italiano lo sappiamo. Fochi vogliono un contratto a 6 mesi. Se ADL ha già il sito di un allenatore top per l'anno prossimo, Mazzarri ha un suo perché e ha senso. Già mi immagino Mazzarri che dice la sfida con l'Atalanta non è andata bene perché hanno festeggiato il compleanno di Lobotka, e questo l'abbiamo detto. Tra l'altro avrà anche l'attenuante, e tra le varie scuse figurati se non lo dirà, ma è anche vera, perché come l'abbiamo detto per qualsiasi altro allenatore, Mazzarri avrà l'attenuante che si è insediato in una squadra dove erano tutti quanti nazionali, quindi non ha avuto il tempo di lavorare con i ragazzi e di conoscerli bene a fondo. Avrà ragione se avrà intenzione di dirlo, avrà ragione davvero. Quindi cambiare in questo momento, tu dici sì, lo faccio durante la sosta, ma la sosta, visto che i nazionali se ne sono andati, i nazionali è l'impianto della squadra titolare, i titolarissimi di Mazzarri, i titolarissimi, nacque con Mazzarri la questione dei titolarissimi, ve lo ricordate o no? Esistono i titolari e esistono i titolarissimi, ve lo ricordate? Vincenzo Celentano ti chiamo, se prima dello scudetto ci rinfacciava e aveva preso da me, figuriamoci adesso. Saluti da Rimini. Un mio di Valerio Vincenzo Celentano, non ti avevo mai letto, amico mio, benvenuto. Ci saranno partite che giocheremo 8-1-1.
Perché nessuno cita Flick, allenatore moderno, fautore di un calcio propositivo? E non lo so, amico mio, non lo so. Ce ne sono tanti di allenatori così. Poi devi confrontarti anche storicamente con quali allenatori stranieri hanno fatto bene in Serie A. Non sono molti. La Serie A è un campionato che è difficile per gli allenatori stranieri. E storicamente sono pochissimi quelli che hanno vinto qui. E un motivo ci sarà. Mazzarri si presenterà con un bello orologio marca Tudor. C'è stato un tweet di Pedullà dove faceva tutta la lista degli orologi. Mucedil, credo che la scelta sia stata poi Walter, anche perché è una persona che sa muoversi nell'ambiente e ora serve un po' sedare gli animi. Detto ciò, massima fiducia a Mazzarri. In sta storia di conoscere l'ambiente, che sa muoversi nell'ambiente, cioè che sa quale tangenziale andasci. Io non lo so. Spalletti non conosceva l'ambiente del Napoli, è arrivato, ha fatto 10 vittorie consecutive. Garcia non conosceva l'ambiente del Napoli, è arrivato, ha fatto male. Conoscere l'ambiente significa che ci voglio ragionare con voi, perché non tutte le frasi fatte sono alla fine da distruggere a priori. Ma cosa significa conoscere l'ambiente? Significa che tu conosci i giornalisti, sai quale domanda ti può arrivare, ti prepari, sai che il tipo di conferenza il giornalista napoletano lo affronta così, ti prepari e sai già come muoverti come risposta per non farti trovare in contropiede. Può essere una soluzione. Conoscere l'ambiente vuol dire conoscere la società, sapere quali sono i nervi scoperti che non devi toccare per non far andare in nervosismo De Laurentiis. Potrebbe essere un'altra cosa. Questo basta per fare bene? No. Può aiutare? Probabilmente sì. Conoscere l'ambiente? Non lo so, ragazzi. Io penso sia meglio conoscere il calcio. Onestamente. Poi conoscere l'ambiente aiuta, ma conoscere il calcio ed essere aggiornato secondo me è più importante. Conoscere soprattutto i giocatori, ma per conoscere i giocatori devi avere tempo per conoscerli, tempo che non abbiamo dato a Garcia. È anche comprensibile, però c'è arrivato a fare i 100 giorni? Probabilmente sì. Magari Mazzarri nel suo periodo di inattività è diventato un maestro del gegenpressing e del gioco posizionale. Mi sembra una scelta che lascia DL in controllo diretto della squadra. Che tristezza. Non lo so. Se in una condizione di difficoltà perché sta a piedi, Mazzarri dice di sì e poi dice non ti preoccupare, se vuoi intervenire io non dico niente, tanto mi dai un'opportunità comunque di farmi rivedere sulle piazze. Potrebbe essere una scelta, però anche tra Mazzarri e De Laurentiis non finì bene, io lo ricordo, e quindi lui ci abbandonò perché voleva andare all'Inter e sbaglio, e correggetemi se sbaglio, sbaglio, anche Mazzarri ci parlò di anno sabbatico. Chiedo perché la mia memoria non è infallibile. Sbaglio o Mazzarri ci parlò di anno sabbatico? Che si voleva fermare, ma poi aveva già il contatto con l'Inter e c'era una storia di contatto anche con la Juventus. Chiedo a chi ha un pochino più di memoria. Nel frattempo volevo aprire almeno agli amici Bellini abbonati perché sono in loop completo e sono in difficoltà. Vediamo se ci arrivano altri spunti da parte degli amici. Mi dite un attimo i like, per favore. Esatto. Ha detto anche Chiariello che poco fa voleva l'anno sabbatico. Esatto. Da oggi in poi Forza Napoli e Forza Mazzarri. Mi recupero live domani dopodomani. Un abbraccio a Folla. Tiferò per Mazzarri, ma se questa è la vera vocale di Fabio Versatile. 900 spettatori non è record, siamo già arrivati a 900 spettatori in passato.
però ovviamente interessante. Vedi, con 900 spettatori e 471 like non ci siamo. Saliamo un attimo e io lancio. Se arriviamo a 1000 like apro la live proprio a tutti quelli del canale Telegram. A tutti quelli del canale Telegram. Io lancio una possibilità qua e una possibilità qua. È in divenire, non fa niente se in questo caso la live è un pochino più senza ritmo, ma non ci sto capendo niente. Sali, ma è chiaro che uno si scorda il like, vale a dire, perché siamo tutti come dei pazzi che non si capisce che sta succedendo. Dobbiamo capirlo. Gli allenatori stranieri a Napoli non fanno bene perché si parla di cacchiate e non di campo. Si preferisce creare delle sitcom, sembra più reality che un campionato di calcio. Non solo a Napoli, ma in generale in Italia. Riceverà domande offensive, sarà interessante vederlo, anche perché ci saranno dei giornalisti che non hanno un ottimo rapporto con Mazzarri e ci saranno dei giornalisti che invece hanno un ottimo rapporto. Quindi si creerà di nuovo una contrapposizione tra quelli che difenderanno magari un'amicizia, difenderanno le vecchie dichiarazioni per non andare in contraddizione, e quindi invece di un'analisi seria che io cercherò di fare nonostante sia preoccupato, invece di un'analisi seria rischiamo di nuovo di avere un atteggiamento influenzato da altre dinamiche. 511 sono pochi, però c'è un amico scioccato. C'è un bug che causa, vedi, mi sta dicendo, adesso ti aggiungo, Fabio, dice il tuo guest è su Android Chrome che c'ha un bug che causa eco. Google sta lavorando per sistemarlo. Chiedi al tuo guest di indossare headphones to avoid echo o un nuovo browser. Proviamoci. Oui. È come le telefonate di Paolo Del Genere, sentite dal televisore. Salutiamo nel frattempo, perché la prima cosa che mi viene da dire è salve, come diceva una volta Corrado. Comunque, ti avevo inviato un vocale dicendo che Mazzarri gli è stato imposto il 433 da DL per firmare il contratto, quindi tu prima hai fatto le coppie, le triple, le quadruple, ci sta anche come idea, perché 3-4-2-1 sembrerebbe poi la vecchia idea di Mazzarri, ma l'uomo la Miez, quindi credo che per De Laurenti sia l'unico modulo attuabile per ridare di nuovo valore, e capite cosa voglio dire, valore di mercato a questi giocatori. Quindi non lo so, io avevo detto una premessa, ma Mazzarri, non lo so, io ho iniziato con te, con Sarri, e mo mi ritrovo diciamo un campionato vinto con Mazzarri nata volta. Vabbè, torniamo indietro, fare wind per 20 e vedremo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Va bene, nel frattempo aggiungo un altro amico. Non so, Jacopo, cosa ne pensa. Eccolo qua, eccolo che in camicia bianca l'aveva promesso. Che cattivone. Allora, Guido, facciamo un ordine. Voglio dare parola a Roberto che me l'aveva chiesta. Fatemi leggere prima questo messaggio di Valeria che dice: Atalanta, Real, Inter, Juve, Società Sportiva Calcio Napoli ha bisogno di una consulenza. A quanto ammonta la cremazione da viva? Walter avrà cambiato nel frattempo l'orologio, i like sono a 488 e possono salire. Ringrazio Valeria come sempre e do la parola a Roberto. Sì, ciao Vale, innanzitutto mi sentite? Sì. Perché non so se funziona. Ok, perfetto. Allora, vi saluto giusto rapidamente perché tra poco sarà una cena aziendale. Sono un po' in mixed feeling, se si può dire, perché personalmente io sono cresciuto, ero bambino barra ragazzo quando Mazzarri è arrivato a Napoli
e di lui ho un ricordo solo che positivo, quindi lui era allenatore del Napoli quando stavo vividamente imparando cosa significasse il calcio a certi livelli, e di lui conservo un ricordo bellissimo. Ciao Vincenzo. Però dal lato razionale della barricata so che quest'anno è andato, cioè nel senso, io dubito che il Napoli entrerà nelle prime 4, perché quando cambiano allenatore, io non credo, magari Guido mi correggerà, ma io non ho memoria di una squadra campione d'Italia che cambia allenatore alla 12ª. Si è bloccato un attimo Roberto, però questa è la domanda che giriamo a Guido. Infatti che belle presenze, no? Perché voglio parlare il meno possibile, poi perché c'è troppo da dire, c'è un sacco di ospiti, vedo anche volti nuovi, cioè volti che non ho mai visto, quindi, ma probabilmente sono degli abitué. Quindi in un secondo, ogni cosa ragazzi è, credo, uno dei miei mantra, ma non perché è mio, perché te lo insegnano alle elementari, no? I confronti vanno fatti tra insiemi omogenei, no? E aggiungiamo che poi il peso specifico di essere direttore del Festival di Cannes è diverso del peso specifico di essere direttore del Festival di Venezia, poi in declino Festival del Cinema. Non solo la responsabilità artistica, economica, poi tra l'altro a Cannes c'è il mercato di film, no? E ho chiuso, quindi non solo i confronti, cioè non ripeto, no? Ormai lo sapete. Allora, una cosa è un'annata storta, era Donadoni, un Napoli di 13 anni fa, eccetera. Un'altra cosa è da campione d'Italia. Però, poi posso rispondere a tutte le domande che volete, eccetera. Una cosa fammi dire, Valerio, perché da questa cosa secondo me intanto si deve partire, perché comunque sta diventando un elemento ricorrente negativo della città. Garcia dalla conferenza di Capodimonte, dove tra l'altro mi tolgo una soddisfazione, io avevo più volte nominato perché è un museo bellissimo, un direttore non bravo, non bravissimo di più, che tra l'altro è in scadenza pure lui, è stato criticato senza aver fatto un minuto in campo, e questo sta agli atti. Ha perso con la Lazio la terza partita, dove lui ha detto che voleva vincere 3 partite di seguito perché è meglio avere 9 punti di 6, ed è stato criticato. Aveva perso pure Spalletti, ma avevamo vinto per discapito. Io credo che ha superato come critiche umane Gattuso, sì. non sto parlando, dice no, è l'allenatore che non ci piace, ne è diritto come le ragazzini neogiornalisti che hanno detto le cose peggiori, ma non è che poi uno è giovane e può dire cose peggiori, giornalisti anziani, giornalisti che hanno la mia età, cioè, ma questa cosa noi l'abbiamo vissuta con Gattuso, l'abbiamo vissuta con Ancelotti, l'abbiamo vissuta con dei leader. Allora, non mi venite a dire poi non a Valerio, gli amiche Bellini, amici Bellini che stanno alzando a livello anche da un punto di vista dell'educazione, cioè a Napoli sta bene, perché io mi vergogno molto umanamente del trattamento umano che ha ricevuto Garcia. E ti dico l'ultima cosa, poi parleremo di Mazzarri, ormai Garcia è il passato, chi lo sa se un futuro, perché poi alla fine tutto esce fuori, no? Come Aronica che anni dopo, al mattino anche Cannavaro dicono no, Mazzarri mi chiama privatamente, c'è un articolo nero su bianco, non è che sto parlando male adesso, e dice trovati una squadra perché io l'anno prossimo non ci starò, questi vogliono prendere un allenatore con la difesa a 4, e Aronica di colpo, che era un titolarissimo inamovibile, amato dalla piazza, va a giocare nel Palermo, mi sembra, no? La gente se lo dimentica. Questo è importante, la memoria, Guido, perché io sono onestamente in difficoltà e non ricordo. Ma è uscito 4, 5, 6 anni dopo il ritiro di Terò, persona deliziosa, palermitano, mia moglie è siciliana, quindi insomma sono al di sopra di ogni sospetto anche per il razzismo. Era un articolo. Cannavaro lo stesso lo disse, finì a stagione in corso dopo un 2-0 con la Roma, se non sbaglio andò al Sassuolo, trattativa anche complessa, cose che la gente dimentica. Allora, però non vi aspettate, e concludo, che poi uno debba per forza venire bene, perché una cosa, perché a Napoli si sta bene, ti amano, eccetera, non è vero, perché Spalletti ce l'ha detto più volte nelle varie conferenze, che ha detto non è contro i giocatori, non è contro i tifosi, non è contro la città, che è rimasto, però dice adesso tutti contro De Laurentiis, solo contro lui. Concludo. Cioè, voi vi capite la gravità dell'anno, e poi dobbiamo analizzarlo, cioè in un anno dove tutte le panchine delle 7, 8, 9 sorelle erano bloccate.
perché ogni cosa va contestualizzata come peso specifico e anche il quando storico. Nel senso, Conte non è venuto a Napoli a inizio stagione, non è che tu dici le panchine sono lì, insomma, però c'era la possibilità al Real, all'Arsenal, alla Juve, no, erano tutti contratti lunghi o contratti più o meno in scadenza, però quest'anno lo facevi. Cioè tu ti devi trovare anche in un periodo storico come Fortuna, dove dici, vabbè, per forza non è venuto da noi, c'era la Juve libera, è andata la Juve, alzo le mani. No, la Juve c'è Allegri che sta fino al 2025, la Roma c'era confermato, Sarri alla Lazio, la Fiorentina confermato, al Milan confermato, Atalanta confermato, Inter confermato, azzo. E questa cosa non si è detto perché noi siamo stati presi per distacco, abbiamo vinto per distacco, quando uno, e non è salvare Garcia, ha detto vi rendete conto che nessun allenatore di prima, di seconda, di mezza fascia è venuto a Napoli campione d'Italia, ma perché nessuno si voleva confrontare con Spalletti, quindi nessun allenatore di nessuna squadra va in una squadra che ha vinto il campionato di nessun campionato estero, cioè mi sembra un'idiozia, Valerio. A questo punto delle squadre hanno difficoltà a avere un allenatore, oppure l'allenatore che vince. Klopp da quanti anni sta a Liverpool? Ha vinto un solo anno, Klopp è un mito, eccetera. Allora quando non ha vinto lo licenziamo, quando ha vinto l'anno che ha vinto finalmente ha detto ormai mi sento appagato. Mi sembra siamo andati appresso una narrazione sbagliata e oggi ci troviamo addirittura a elemosinare un contratto a Mazzarri che io non giudico perché devo vedere sul campo come giocare al Napoli, quindi io qualunque preconcetto che possa avere umanamente, i ricordi, le scuse, deve essere messo da parte, dobbiamo vedere come gioca la squadra. Però Valerio, attenzione, questo te lo dico mesi prima, il fatto, e tutti stanno dicendo, vedi è bravo, che lui dica ho studiato il Napoli e il 4-3-3 di Spalletti, invece a me preoccupa, perché rischiamo di andare di nuovo in un equivoco tattico, cioè questa squadra andava cambiata a inizio stagione, ormai lo stanno dicendo anche i colleghi che fino all'altro ieri dicevano il contrario, negli uomini e giocatori della dirigenza tecnica e tattica e aziendale, perché insomma noi andiamo avanti a vita con questa situazione qua. No, questo equivoco ha portato a una situazione di incertezza anche sul campo. Non è secondo me una condizione di serenità sentirmi dire no, ma io ho copiato, farò uguale, perché fare uguale non è detto che vada bene, perché questa squadra negli ultimi 14 giornate era non solo usurata, ma Garcia comunque alcune cose ce le ha dette, lo so fare benissimo a memoria, ma gli altri se lo sono imparati altrettanto bene a memoria. Ho chiuso, non voglio più parlare perché ci sono tanti ossi, scusate, ma sono cose importanti, perché altrimenti noi rischiamo di piangere domenica prossima, l'altra domenica, perché finiamo in questo loop perverso. Questo loop del copia e incolla che non si può fare e lo abbiamo scoperto anche dalle parole di Osimhen. Do la parola a Giuliano, a cui do il benvenuto in video. Grazie Vale, grazie per l'invito. Mi sentite bene, giusto? Sì. No, allora guarda, innanzitutto grazie al dottor Gentile per l'analisi. Cioè, per me sempre si apre sempre un libro nuovo ogni volta che lo ascolto e non lo faccio per come dire leccaggine, passatemi il termine. Dico salta, vai avanti. No, vabbè, ok, era semplicemente una premessa. Allora, dico la mia cercando di fare un poco di chiarezza a modo mio, perché la situazione è molto complicata. È come quando vai a fare un esame, io ho studiato legge, vai a fare procedura civile all'università, cioè veramente ti si apre un mondo, diritto commerciale uguale. Quindi la situazione è molto complicata. Allora, secondo me, per come la vedo io, cercando di unire un po' i puntini, seguendo un filo logico, Mazzarri era il perfetto traghettatore, perché dal punto di vista progettuale si auspica, almeno quello è quello che io magari vorrei credere, penso che sia normale il contrario dal punto di vista manageriale, si auspica che De Laurentiis già stia lavorando per il progetto futuro, che debba coinvolgere un allenatore almeno 2 o 3 anni, un allenatore magari giovane, con idee, che dia una specie di identità tecnico-tattica alla squadra, che valorizzi, cosa più importante per De Laurentiis, i giocatori, perché comunque il Napoli si basa sul player trading, lo sappiamo benissimo, quindi io penso che Mazzarri è il perfetto traghettatore. Ora, quello che a me interessa analizzare più che altro è come si è giunti
a questa situazione. Perché altrimenti uno dice vabbè, allora un allenatore fa male, De Laurentiis è il capo, il padrone, prende, cambia, siamo tutti contenti. Secondo me questa situazione nasce un po' da lontano, nasce probabilmente, correggetemi se sbaglio, che con le date e i nomi sono veramente fuso, marzo 2023, quando abbiamo perso 4-0 contro il Milan, dove penso che sia stata, come dire, che sia lecito pensare che La sera prima, scusa, non ti interrompo. sì, vabbè, quando Prima ancora del perfetto. risultato, quando lui volle la cena e disse per me la Champions è importante, mi raccomando, eccetera, quasi giustificando la partita del campionato. Questo è un fatto storico. Voi vi siete soffermati, io entrai in live perché non ho paura di entrare dopo uno 0-4 arrabbiatissimo perché poi lo rimane negli almanacchi, però attenzione, successe prima, cioè tu dici una cosa, diamoci del tutti, autorizzo a non dare nessun titolo, cose Va bene. scusa, no, importante, siccome io sono qui per voi, per aiutarvi, la notazione è assolutamente corretta del nostro amico, però è più grave, cioè prima ancora di quel risultato. Quindi a quanto me ne viene a dire, evidentemente sarà scattata qualcosa in ADL in base al quale non voleva più continuare con Spalletti. Allora io penso che da un punto di vista manageriale no, non questo, perché lui lui ha detto, per me ha dato per assodato il campionato nonostante la scaramanzia, però ha ribadito che per lui la Champions è importanza e voleva andare più avanti possibile. Noi perdiamo 0-4 e tutta la narrazione era prima e dopo e durante la partita. Non conta perché voi vedrete poi queste partite, prima il Napoli non le sbaglia, una partita anche un po' sfortunata perché a volte prima poi lo sappiamo, poi siamo rimasti senza attaccanti, però c'è una narrazione quasi da sciamano, come per citare il napolista, non voglio appropriarmi rispetto a loro di terminologie che a volte viene attribuita a De Laurentiis, vedi è andato a cena, gli stipendi eccetera, quando invece non è così alta la percentuale di vittorie. Ad esempio, se è vero, e dobbiamo dire che è vero perché Antonio Corbo è uno dei giornalisti più signori, esperti e garbati che De Laurentiis ha fatto una piazzata enorme e tra l'altro riportata immediatamente dopo la partita da Antonio Corbo con il solito garbo e equilibrio, quindi noi siamo pensati a credere che sia vero per l'esperienza professionale di lungo corso di Antonio Corbo, e io cito sempre le fonti, non succede il contrario, non mi riferisco adesso a Antonio Corbo. Beh, la piazzata di De Laurentiis nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo ha suscitato una squadra molto molle tra il primo e il secondo tempo, cioè non c'è stata la reazione, no, diceva, anzi li abbiamo visti quasi impauriti, quindi la tua annotazione è giusta, ma storicamente te la devo addirittura anticipare, perché queste cose sono importanti. Sì, sicuramente. Anzi, cioè, qual è stato poi l'esito di dire ragazzi la Champions è importante, che abbiamo perso 0-4 col Milan? Sì, allora è verissimo, anzi e c'è stata una frattura, che lì c'è stata una frattura squadra, allenatore, presidente, anche se Spalletti aveva bravissimo, bravissimo, proprio quello a quello che volevo arrivare. C'è stato l'evento che ha scaturito questa questa vera e propria frattura che poi le ultime 14 partite dell'anno scorso e le prime 12 di quest'anno, media punti bene o male uguali, anzi Garcia addirittura leggermente tipo 10 punti percentile, ma non mi ricordo bene, addirittura meglio, significa che effettivamente c'è stata una come dire, deflection, come diciamo in Inghilterra, quindi di conseguenza è palese che lì sia successo qualcosa. Ora io vorrei, a volte mi attacco tra virgolette, qui presente Fabio sul gruppo, sulla community su Telegram, per dire dai Fabio sei troppo contro ADL, magari avrà il suo modo, però cerchiamo un attimo di essere lucidi, per quanto noi napoletani non lo possiamo mai essere in pieno perché siamo napoletani, quindi è proprio la passione ci contraddistingue, non può mai essere sempre soltanto lucido. Dico guarda, però cerchiamo di metterci nei panni di ADL, cioè non è facile prendere una squadra che non ha storia, non ha brand, può semplicemente vantare che Maradona ci ha giocato dentro, ma poi ragazzi, cioè, in comparison con le top 10 d'Europa e del mondo, ma chi siamo? Per di più una realtà economica e industriale come quella napoletana, culturale come quella napoletana, noi dovremmo semplicemente politica, appunto, stringere la mano ad ADL e dire grazie per quello che hai fatto. Poi da uomini, tra uomo e donna, tra uomo e uomo possiamo fargli tutte le critiche che vogliamo,
Però da qui a dire che è soltanto il male del Napoli, io personalmente, per quanto non lo stimi come persona, ma per quello che posso dire, perché non è che lo conosco personalmente, però a me danno fastidio persone arroganti e saccenti e boriose, mi rende molto fastidio, non ci ho mai avuto bene a che fare nella vita in generale. Però posso dire che dal punto di vista manageriale lui è il male, ma è soprattutto il bene del Napoli. Quindi posso dirti una cosa, sì, che non so se ve l'ho già detta, perché andiamo oltre, cioè, vedi gli amici bellini che cercano di guardare le cose da più punti di vista, danno uno schiaffo morale a tante situazioni in città. C'è un pregio che non è mai stato riportato, non mi ricordo se perdo colpi come se ve l'ho già detto in live, però non fa male ripeterlo in questo caso. Cioè il maggior pregio aziendale De Laurentiis, noi sappiamo il leccaculo, quello che dicono sempre il presidente, anche domenica scorsa, eccetera. Scusate il termine. E sai qual è stato, Valerio? Anche poi tra l'altro sugli allenatori dice non ne ha sbagliato uno, solo uno. Ma veramente un pregio enorme, ti fa capire la bravura che in questi anni, che ha preso sempre il direttore sportivo giusto al momento giusto per quel periodo storico del Napoli, e l'ha fatto lavorare tanti anni. Marino, ecco lì, conosce l'ambiente, era quello perfetto in quel momento. Bigon, il giovane rampante, in una trasmissione l'hanno definito il segretario Ruccio della regina, sta al Manchester City. Sì, tu devi vedere pure l'evoluzione. E Giuntoli era l'arrivista affamato, scafato, tra l'altro Giuntoli è anche molto elegante nel vestire, nel comportare, di prendersi tutti gli insulti. Giuntoli ha dato una grande lezione, perciò è finita la Juve, se no la Juve non si prende certi personaggi. Hanno lavorato 5, 6, 7 anni nel Napoli. La grande continuità è stata avere questi direttori sportivi che hanno potuto, anche sbagliando chiaramente, però avere quella continuità di costruire le squadre, poi con tutta la lentezza dei contratti del Napoli, il budget eccetera. In questo non viene mai riportato, sempre i conti a posto, gli stipendi, conti. Invece la bravura che ha scelto 3 direttori sportivi che erano adatti alla dimensione sportiva del Napoli in quel momento e adatti alla crescita che non doveva essere. Non puoi prendere il direttore sportivo del Real Madrid a Napoli, abbiamo visto anche Ancelotti a Napoli come allenatore, perché non perché non è bravo, infatti poi direbbero un caso sbagliato, perché è sovradimensionato rispetto alla nostra società e anche alla prospettiva di dimensionamento e di crescita della società. Adesso ha sbagliato. Primo grande errore, lui non solo non l'ha preso dopo la scelta dell'allenatore, ma non abbiamo capito il peso specifico. Io non mi posso permettere di un signor nessuno, l'hai preso dal pensionamento. Sembra una scelta di nuovo dettata non dalla fretta, dall'insicurezza, e questo è stato il primo tassello di debolezza di questa stagione, che mi fa temere per il futuro. Ti ho interrotto perché tu hai detto il futuro, però attenzione, non andiamo nel romanticismo, lui ha già scelto eccetera, perché se il Napoli spesso è stato lentissimo nelle sue campagne acquiste, quando già aveva la Champions acquisita perché lottava lo scudetto, quest'anno che per miracolo noi non ci andremo, ragazzi, perché a meno che cominciamo a cambiare media punti, e non è pessimismo, figurati se noi ce la giochiamo fino all'ultima giornata. Tu pensi che De Laurentiis ha già deciso, è un allenatore con le incertezze di stare dentro e fuori, già deciso di venire a Napoli? No, io non ho detto no, lo so che non l'hai detto, però stiamo magari lui, perché deve gestire un'azienda e deve fare profit, sì. Perché ragazzi no, ti ho capito, sto dicendo, noi quest'anno stiamo sull'orlo dei punti, no? Punto detto, però anche la scelta di ADL, immagino che un allenatore si chieda, dice già gli dico di sì, non so, però se il Napoli sarà in Champions, meriti a De Laurentiis, che nella sua carriera a Napoli è stato bravo perché ha scelto in quel momento storico un ottimo, perché bisogna dimensionarlo, e l'ha fatto lavorare per tanti anni. Sotto questo punto di vista, Guido, chiedo, io ve lo dissi quando voi mi chiedeste in live, Guido si apre un ciclo adesso, dipende da 3 condizioni. ADL ancora c'ha energia, sì, c'è continuità tecnica, non possiamo permetterci, potrai ritrovare nella tua live un cambio contestuale contemporaneo sia di Spalletti che di Giuntoli. Ci deve essere uno che dia continuità, noi lo perderemo, dobbiamo incominciare a lavorare da adesso. Tutta la nazione, stiamo stravincendo. Io sono andato sotto il balcone di Giulietta a festeggiare lo scudetto, quindi non è che sono un uomo triste eccetera, figurateci, no? Però
pensavo al futuro, il futuro lo devi costruire adesso, in questo presente, no? E quindi bisogna, ok, il traghettatore, però bisogna incominciare a sciogliere i vari equivoci. E questo è il nostro direttore sportivo, ok, gli devi dare un po' più di riconoscibilità, di visibilità e potere, anche di dignità. Altrimenti si sta prendendo gli schiaffi nelle varie trasmissioni. Hai preso un pensionato, un signor nessuno, è uno che è stato licenziato dall'ENPE, non va bene, perché anche quello non ha carisma nei confronti della squadra. Dobbiamo cominciare a scegliere degli equivoci. Da qualche parte si deve iniziare. Altri ospiti. Pienamente d'accordo, volevo semplicemente conchiudere un po' il concetto perché so che mi sono dilungato. Quindi diciamo che c'è stata questa rottura, chiamiamola come vogliamo. Il discorso che però a me non ho gli strumenti perché non lavoro nel Napoli, quindi non lo posso dire, che a me io non riesco a capire. Ma se tu prendi Mazzarri, che io quando è stata data la notizia con mio fratello che è ipertifoso come me, i miei amici eccetera, ho detto ragazzi, io posso soltanto avere bei ricordi di Mazzarri perché come mi ha emozionato quel Napoli ci sono riusciti solo Spalletti e Sarri, e onestamente io stavo al liceo, avevo la classe piena di juventini e interisti, entravo a petto all'infuori in classe perché potete immaginare che il Napoli non era nessuno e faceva comunque, dava gioie infinite. Però onestamente per me è palese che sia un traghettatore, perché per quanto uno possa immaginare che lui abbia studiato, si sia aggiornato, abbia imparato l'inglese, abbia risolto i problemi cardiaci che aveva, quindi magari ha più energie di prima, io lo auguro perché con la salute non si scherza, però è impensabile che arriva e dice vabbè dai, allora vi faccio fare io il 4-3-3 come si deve, ma lo farà. E aspettiamoci, come ha detto Valerio inizio live, i stessi punti che avrebbe fatto Garcia se fosse rimasto fino alla fine. Quindi perciò io voglio, da romantico, diciamo così, pensare che ADL, perché ha bisogno che la sua azienda produca e si riallacci a quell'idea di calcio progressivo che l'ha contraddistinta in questi ultimi anni, ho ragione di credere che l'idea quantomeno ce l'ha di chi andare a prendere. Poi ragazzi, se resta Mazzarri 3 anni significa che fa bene, c'è poco da dire, e quindi giocheremo noi da tifosi appresso a Mazzarri e alla squadra e a tutti. Non so se siete d'accordo. Chiaro. Voglio dare, Fabio, lo so che hai alzato la mano, volevo dare la parola a Gazzella Bella, che insomma da volto nuovo, non nuovo per noi. Penso ti devi demutare tu o ti demuto io? Mi demuto io. Bravo. Ciao. Perché c'è il cane in casa e può disturbare parecchio durante una live. Niente, sì, c'è un certo sconcerto, devo dire la verità, non è proprio una situazione. Devo dire che quando sentivo il nome Mazzarri io non ci credevo fino in fondo. A me ha dato un po' la sensazione di una scelta a metà strada, come se non fosse così convinto di seguire, diciamo, l'idea, ecco, magari da Tudor poteva essere un'idea più particolare o anche qualche altro nome poteva essere un'idea più particolare, e fosse andato un po' incontro invece anche questa volta alla piazza, magari non fino in fondo. La sensazione che io è che la piazza avrebbe preferito o il nome altisonante oppure a quel punto andare su un Cannavaro che magari c'è anche un affetto diverso, non ci si è lasciati come con Mazzarri, però Mazzarri è a metà strada tra questi due estremi, che mi sembra anche un po' la linea guida dell'ultimo periodo di De Laurentiis. Io non lo so, forse per deformazione professionale tendo a guardare un po' gli aspetti psicologici e dell'ultimo periodo di De Laurentiis io colgo un aspetto che prima non c'era, come se non arrivo a dire cose che pure sono state dette su siti o canali, che De Laurentiis adesso è diventato napoletanissimo. No, De Laurentiis non è diventato napoletanissimo, però ha sentito un po' il peso di un affetto che non ha mai avuto fino a questo momento. Guardate, lo conosco un po'. Tra l'altro
cioè, la gente studia poco, cioè da Esopo a Orson Welles, poi la riprende anche il mio maestro Black Edwards. Basterebbe citare la favola della rana e dello scorpione: il carattere di una persona non si cambia. Esatto. Cioè, non è una critica De Laurentiis, è un fatto, cioè se i grandi saggi del passato ce l'hanno insegnato, mo arriva Guido Gentile o Valerio. Io credo che sia veramente, ha tanti pregi, ha anche il suo carattere che è abbastanza fumantino, non voglio dire altro se è presuntuoso o meno, quello ragazzi, il fallimento per De Laurentiis è totale, ma non per i soldi, 2 milioni, non si sono ricordati del ranking 2 milioni, perché hai certificato, lo possiamo dire adesso col sigillo reale, la Ceralac eccetera, che quello è lo scudetto di Spalletti giunto. Questa è la verità, cioè lui vuole dire ok, quello non è vero che lo scudetto è lo scudetto della Napoli di De Laurentiis, perché comunque io scelgo le persone giuste, io ho dato là, e adesso vi faccio vedere che lo scudetto della Napoli di De Laurentiis, no, è stato lo scudetto di Spalletti e Giuntoli. È la dimostrazione che quando lui interviene, tra l'altro lui quando doveva intervenire per scudetti legittimi, e io parlo soprattutto il primo anno di Sarri, non tanto il famoso terzo, stava ai Caraibi, stava in vacanza, fatti fuori, ci hanno fatto di tutto gli arbitri e facevano di tutto dall'altra parte della Juve, lì dovevo intervenire. Beh, ricordiamoci che questo mese e mezzo, mese di presenza a questo Volturno, poi alla fine ha portato un esonero e non Conte ma Zarri, quindi però le cose della narrazione De Laurentiis non è perché si è napolitanizzato, la pizza adesso è diventata buona, vuole essere ruffiano, è che comunque lui, voi non lo sentivate alle conferenze stampa quando prendeva i biglietti d'oro per il cinema, Laurentiis ha un suo ego, come è anche giusto che sia, molti hanno, non voglio dire che è grande, però ha un suo ego, ha un suo fascino, una sua idea della vita, del mondo, come si chiama, e del Napoli. Cioè, tu vai alla conferenza, là si parlare di Fanza Sport, di nuovo io ieri, non 100 giorni fa, ho comprato il Napoli, Angelina Jolie, 36 milioni, 33, 39, cambiano sempre 6 milioni. Là stiamo parlando che probabilmente stai per esonerare un allenatore. Che cosa mi interessa riparlare che tu sei andato a comprare il Napoli 20 anni fa, il fallimento, come sia. Lui è fatto così. Non gli è andata giù, ma non gli andava giù manco il Napoli di Sarri. Infatti tutti dicono era il Napoli di Sarri, non il Napoli di De Laurentiis. E questa attrazione modale, questa identificazione con... Adesso lui lo ha certificato, non noi, ricordo, l'ha certificato, perché non vincendo, neanche avvicinandoci quest'anno, quello sarà il Napoli di Spalletti e Giunto. Punto. Lasciamo stare, gli amici bellini saranno attentissimi con le antenne, leggeranno di tutto, ascolteranno di tutto, e chiaramente tutti hanno diritto della loro, la mia può essere solo una delle tante analisi, però ha voluto fare tutto lui, cioè questo non è un'analisi, cioè lui ha voluto fare tutto lui, difeso anche da una narrazione fino all'altro giorno, no, questo sistema va bene. Ragazzi, non possono dire certe vaccate in TV, però, perché la storia dell'umanità, non del calcio, è basata sul fatto che l'evoluzione si basa sul cambiamento e non su fare sempre le stesse cose. E allora anche un sistema patriarcale o snello, come che vogliamo, che può aver funzionato sicuramente anche in un sistema calcistico molto fragile, non è detto che funzioni all'infinito, no? Però tu stai dicendo alle persone, cioè noi ci siamo trovati di fronte a una situazione di tanti cambiamenti, no? 2 personaggi chiave che volevano andare via fortemente. Prima domanda, ma perché volevano andare via? Solo per un personale con l'allenatore, perché questa società non cresce abbastanza? No, a loro lo dobbiamo chiedere, però volevano andare via, cioè c'è un uomo che è andato via con 1 anno di contratto, rinunciando a stipendi, bonus, benefit, premio scudetto, eccetera. Cioè, un professionista, come poi si dice il contratto, sono professionisti, è giusto che Higuain andava alla Juve perché è giusto che un professionista guadagna di più. E però mi devo usare la stessa logica, questa è la famosa coerenza che tutti sbagliano, è che una persona è andata via rinunciando a tutto pur di andare via, come se fosse in una stagione dove tu hai vinto, osannato dal mondo, cioè non solo hai vinto, sarà curioso vedere, e io auguro alla città che amo di più al mondo, Napoli, di vedere numeri enormi, ma semmai l'anno prossimo a maggio e giugno noi registreremo un'inflessione della presenza di turisti, cosa che io mi aspetto, perché da mezzo mondo la gente andava non perché era tifoso di calcio, perché era uno spettacolo stare là in mezzo. Detto, quindi la gente ha visto, e anche chi è stato protagonista, perché questa gente sarà considerata divina per tutto il resto
Già adesso Osimhen dice io non posso andare perché non posso pagare una pizza, anche Spalletti lo dice, però la prossima volta che torno a Napoli mi dovete far pagare, perché questa gente sono gli dei dell'Olimpo del passato, no? Tu hai vinto uno scudetto leggendario, uno dei pochissimi scudetti legittimi dove non ci sono casini arbitrali, dove la squadra ha giocato bene, che non è condizione necessaria e sufficiente, in una città dove avevi difficoltà a camminare, con prospettive serie per il futuro, te ne vuoi andare. C'è qualcosa che non funziona, significa che non siamo attrattivi, non riusciamo addirittura a trattenerci nostri e a essere attrattivi per un allenatore non Klopp, Guardiola, con di media fascia. Cioè, questi interrogativi sono propedeutici, perché tutti a parlare male di Garcia, ok, è scarso. Perché abbiamo preso Garcia? Cioè, perché non è venuto un altro allenatore? Perché ci sono dei problemi prima. Cioè, Garcia è il risultato finale di una serie di debolezze. È scarso, è brutto, è improponibile, manca... Ok, bravi colleghi, è tutte queste cose qua. Però non mi sembra, cari colleghi, che Garcia si sia presentato a Castel Volturno con i mercenari di Stallone e abbia costretto De Laurentiis a farsi assumere. Allora sì che cadrebbero gli alibi. È stato assunto. Allora, domanda, perché è stato assunto e oggi noi a novembre ci troviamo con un esonero da campione d'Italia e Mazzarri che accetta addirittura un anno di contratto senza nessuna clausola, fate di me quello che volete da campione d'Italia. Allora, se uno non l'ha detto Bacconi, io sono un fallito, sono un signor nessuno, sono una schifezza, ok? Però Bacconi, che è una persona seria e un analista, ha detto: signori, se voi non analizzate i problemi che avete avuto, non li accettate, non li capite, qualunque nome può essere giusto o sbagliato, è botta di culo, ha detto a lui, ed è vero. Se non si conoscono, non gli amici bellini che sono bravi, però citando il nostro amico che citava un esame difficilissimo, poi mio fratello è penalista, si chiama nell'università propedeucità, no? Devi fare prima quell'esame per poter... è propedeucità. C'è prima questo e poi c'è stato il dopo, l'assunzione di Garcia, e poi c'è stato una stagione tribolata per tutta De Laurentiis che si presentava, ma senza quel prima tu non avresti avuto Garcia, no? Visto che ci hanno fatto come Doc e Martin, avresti avuto una linea temporale diversa. È facile dire Garcia è scarso. Vabbè, abbiamo capito che Garcia è scarso. Perché l'abbiamo assunto? Perché adesso abbiamo assunto Mazzarri? Allora, vogliamo incominciare, non noi, chi è in società. Cioè, quest'anno se n'è andato fuori, nessuno l'ha nominato. Perché se n'è andato fuori? I professori universitari di marketing sportivo, eccetera. Se n'è andato il preparatore tecnico, atletico. Perché ha litigato? Perché l'ha messo là? E abbiamo perso mesi che dovevamo vincere per distacco. Ma tu cambi un sacco di figure nel marketing, nella preparazione atletica, nella direzione tecnica, nella direzione sportiva, e non vuoi pagare dazio, è la colpa di Garcia. Va bene, è un alibi, è l'uomo di paglia. Non che lo dice Garcia è il migliore allenatore del mondo, però è sbagliato. Allora, da dove dobbiamo ripartire di nuovo? No, non dal marketing, che è la cosa meno, diciamo, che non va in campo. Ok, direttore sportivo, no, vabbè, però dobbiamo partire dall'allenatore. Ok, dall'allenatore, me lo devi rendere forte. Domanda che io faccio a voi, scusa, quanto sarà forte Mazzarri? Accetterà De Laurentiis che dica però, perché noi abbiamo con Mazzarri l'equivoco a Raspadori adesso, che con Garcia giocava questo tema. Volo da Fabio Versatile che sta aspettando da tanto tempo. No, anche perché devo andare via, figurati, non dirò qua. Voglio lanciare interrogativi, no? Garcia è scarso, se n'è andato. Presente. Perché ci troviamo in questo presente? Per errori del passato, perché se non li analizziamo e non... Guido, è chiaro, non lo devi ripetere, è chiarissimo. Perfetto. Per tutti. Vai Fabio. Ma io mi leggo proprio a questo, Guido. Io e te abbiamo festeggiato insieme, ricordi perfettamente, a maggio, non insieme vicino magari, però insieme, diciamo anche in modo virtuale, lo scudetto. Il giorno dopo, la prima domanda che ti ho fatto, qual è stata? E adesso? Ricordi? Ok, ricordo. E tu sai come ti ho risposto. Mi collego a Giuliano perché io non sono estremista con ADL. Purtroppo io scindo l'imprenditore ADL dai risultati sportivi che poi, tra virgolette, lui avrebbe portato. In 20 anni avrà sbagliato poche cose, ma quelle cose che ha sbagliato sono, cioè, le primarie proprio, le principali, perché ha sempre sbagliato a porsi, ha sempre sbagliato
cioè a parlare alla piazza. Io per esempio sono 3 mesi che a Guido dico bastava fare una cosa, vendere Osimhen e non Kim, e Guido lo disse, e diciamo anche lui in quel periodo, vendi Osimhen, prendi un allenatore giovane, visto che Spalletti e Giuntoli sono andati via perché tu non volevi continuare questa striscia, diciamo, questo status che ha raggiunto il Napoli, prendi uno giovane, una squadra media magari, e con i soldi magari dei giocatori forti che vendi, fai anche il centro sportivo e tutto il resto, fai un solo comunicato: cari amici tifosi, quest'anno ripartiamo da zero, abbiamo vinto con la sì, serenità che abbiamo Posso vinto. dire una Stop. cosa dopo? Vi dopo abbraccio Gazzella, con questo e vi mando un bacio a tutti e Ciao, vi seguo tesoro. comunque dal telefono. Ciao ragazzi. Ci vediamo presto, Fabio. 10 secondi a dimostrazione che c'è gente saggia, 8 secondi. Lo potevi fare e molte persone sagge non solo avrebbero capito, avrebbero apprezzato, perché vedevano la lungimiranza del futuro. Cioè, se non Io lo ho fai detto lo facevano presidente della napoletanità. è ovvio, se lo puoi fare, hai vinto, siamo sereni, siamo gioiosi, come si chiama? Mi stai prospettando un futuro solido, perché metti un centro sportivo, fai una squadra solida che gravita là, e quando, se non ora, quando, no? Perché non hai più quest'ansia che non vince. Era il momento giusto. Era il suo momento, non il nostro da tifosi, era il suo momento. Era il suo momento. Ciao Fabietto. Un abbraccione, do il benvenuto a Francesco e a Blakis. Vincenzone, che sta anche lui da parecchio tempo, ti demuto. Un abbraccione anche a te, ci vediamo tra poco. Sai, stavo pensando riguardo a Mazzarri. Aspetta, che volevo dire, mi sono dimenticato. Ragionaci un attimo, facciamo parlare. Sta parlando qualcun altro che poi Facciamo intervenire Francesco. Tu sei mutato da solo? Sì, Unmute. vabbè. Ok. Problema mio. Si Ciao sente? Sì. Ok. Un'opinione su Mazzarri? Quello che vuoi, siamo pronti a guardare al futuro, il ritorno al futuro. Diciamo che comunque per me il ritorno di Mazzarri è comunque un qualcosa che sotto certi aspetti mi emoziona, anche perché ho cominciato a tifare Napoli proprio in quel periodo, era il 2012, tifo Napoli praticamente da 11 anni. La prima partita che ho visto allo stadio era del Napoli di Mazzarri, 3-1 con tripletta di Cavani e gol di Alvarez sul rigore per l'Inter. Però allo stesso tempo, cioè, guardando in maniera razionale al presente, diciamo che comunque, cioè, a me comunque Mazzarri sembra quasi un secondo Garcia, perché tu sei andato prima da Conte fondamentalmente quanto un mese fa, poi successivamente sei andato da Tudor, non si è ben capito perché probabilmente Tudor voleva 2 anni, voleva un progetto, ma tu fondamentalmente volevi un traghettatore che però, cioè, poi così tanto traghettatore non è, perché cioè, hai la Coppa Italia, la Supercoppa, la Champions, il campionato, cioè la zona Una volta Champions, lo possiamo dire che la stagione è ancora lunga. sì. Anche se comunque poi ragionandoci, cioè, ad ADL della Coppa Italia, cioè, dichiarazioni sue, non gliene è mai importato praticamente niente, quindi in automatico anche la Supercoppa, quindi fondamentalmente per ADL c'è solamente la zona Champions, perché gli introiti ovviamente per via sono 40-50 milioni, e ovviamente la Champions perché ad ogni passaggio, cioè, anche solo ad ogni vittoria sono 2,8 milioni praticamente, cioè figuriamoci arrivare agli ottavi, mi pare che siano intorno ai 10-15 milioni. Quindi fondamentalmente per lui forse magari la stagione è corta, non contandoci la Coppa Italia e la Supercoppa, trofei che però, cioè, sarebbe meglio vincere magari per mettere, diciamo, in pacchetto qualche trofeo che non sono, diciamo, anche meno importanti, diciamo, di uno scudetto ti emoziona di più, è anche più difficile da vincere anche politicamente rispetto ad altre realtà, però sono pur sempre, diciamo, coppe importanti. Sono soddisfazioni come quella del 2020, del 2014 e del 2012, dove c'era proprio Mazzarri. Grazie France, è una riflessione secondo me importante su quello che poi alla fine si può ancora fare in questa stagione. Volevo dare
Vincenzone, se tu hai recuperato, sì. Quanti anni ha questo ottimo 18. Ma che 18, bello 18. parla come un trentenne. Non puoi dire a Francesco che lui è giovane, non a me, perché poi no, ma perché, che abbiamo quasi la stessa età, te, Valerio? No. Sì. Quasi. No, ma io vi voglio bene tutti a prescindere, però vabbè, fa un po', insomma, parlare un attimo riguardo a sentire persone che parlano così tanto. Vai Guido, parla Vincenzone. Allora, no, volevo parlare di ADL. L'errore di base l'ha fatto subito dopo a luglio a prendere Garcia, perché tutti quanti lo stavano dicendo che Garcia non andava bene. Correggetemi se sbaglio. Sì, c'erano perplessità generali. Perplessità. Se invece di prendere prima l'allenatore prendeva il DS, Thiago Motta l'aveva chiamato, però gli ha detto chi c'hai come direttore sportivo? Non ti non ti basto, ma perché perciò la figura, perciò il Napoli ha bisogno di una figura per fare da tramite. L'errore di base di ADL è che non delega. È questo che ha fatto sì che succedesse quello che non è successo, quello che successe, quello che non doveva succedere. Ecco. Ti muto per un momento per evitare i rumori di sottofondo. Guido, una risposta. Fammi dire una cosa a Francesco, che ha introdotto un argomento, così facciamo chiarezza. A parte ti facevo complimenti per non solo il garbo e la lucidità, è chiaro che sono importanti, perché poi i soldi della Champions con altri ti aumentano il fatturato ti permette di mantenere o comprare giocatori di un certo livello, eccetera eccetera. Sono cose anche abbastanza banali. L'anno prossimo cambieranno sia gli introiti che la divisione eccetera dei soldi, e intanto non lo diciamo per questioni di scaramanzia, perché se ci saremo meno cambia il mondo. Ci sono delle basi fisse, delle basi legate ai risultati sportivi, delle basi legate ai diritti televisivi, delle basi legate al market pool. Ci sono però delle cose che non vengono raramente, o meglio, non voglio dire mai, spesso vengono trascurate, che poi ripeto, l'anno prossimo ci saranno dei cambiamenti. La base sportiva e tutte queste basi che poi rientrano costantemente in gioco, perciò è meglio fare più punti possibili con le partite, poi dipendono anche dalla divisione per numero di squadre. Quando noi uscivamo e gli juventini ci sfottevano per le ragioni sbagliate, e invece Allegri e gli altri lo sapevano, nel senso che poi la Juve non doveva dividere più per 4 squadre, ma per 2, perché 2 erano eliminate. Quindi ci sono delle variabili che tu non puoi, sempre perché noi siamo napolicentrici, no? Anche nelle trasmissioni. Quindi una cosa è se saranno tutte e 4 qualificate alla fase successiva, una cosa se perdiamo una squadra, la Lazio, il Milan, eccetera. Quindi intanto c'è la base fissa che un acconto già ti danno. I risultati sportivi dipende poi dalle vittorie che fai. I risultati televisivi sono in parte base fissa, in parte market pool. Poi c'è in base, e di nuovo ti rientrano, vedete, i risultati sportivi al coefficiente UEFA degli ultimi anni, 8 anni, 10, 15 anni, e quindi più punti fai vincendo le partite, più questo coefficiente si mantiene alto, coefficiente che per 20 anni noi abbiamo ignorato, tranne Guido Gentili. Quindi diciamo, bisogna vincere le partite in Europa, ecco perché io ero sempre più deluso dell'altro, e non è gufare, però se poi siete in 2 a dividervi, o siamo in 2 a dividerci delle quote non fisse, quelle variabili, è ovvio che se tu hai 20 milioni diviso 2 sono 10 a testa, diviso 4 sono di meno.
Quindi vi ho dato un'altra informazione per eliminare molto qualunquismo che viene detto in televisione. Però la cosa importante è vincere. Più vinci e più ti rivale, come intanto quella partita diretta, 2 milioni e 8 e qualche cosa, intanto sono 2000 punti di ranking UEFA, intanto non lo sappiamo questo mondiale perché, quel ranking fra 5 anni, poi rientra in gioco nei diritti televisivi, nel marco pubblico. Quindi vinciamo partita dopo partita. Aver beccato il Real per me è stato un danno, perché rischi due sconfitti, ti sei giocato su 6 partite, 2 partite dove hai 0 soldi, 0 rank di là. Quindi questo è, non sai quali saranno i risultati, perché non dipendono da te, della Lazio, del Milan e dell'Inter. L'Inter è evidentemente già qualificata e quindi è sicura che non puoi scalare una squadra. Volevo dire questa cosa, visto che Francesco ha introdotto un argomento importante, così lo completiamo, non ci torneremo. Valerio dice, l'abbiamo detto, andatevi a recuperare questa live. È chiaro, è chiaro. Grazie Guido. Blackish, anche tu in una prima in volto. Sì, buonasera amici bellini e amiche belline. Innanzitutto perdonatemi forse se sono un po' emozionato, proprio perché è una prima. E poi volevo fare i complimenti a tutta la community, perché noto un livello di cultura e di capacità di ragionamento molto importante, che non si vede nei bar, insomma, così, nelle chiacchierate tra tifosi, insomma, banali. E niente, io volevo innanzitutto proporre uno spunto, perché prima parlavamo del progetto del centro sportivo e dello stadio, e leggevo più volte che De Laurentiis si lamenta della giurisdizione del comune, insomma, diciamo, di questo, della legislazione italiana in merito a questo. E io lessi un articolo dove vidi che la Juventus aveva realizzato la Juventus Stadium per circa una cifra totale di 155 milioni di euro, dove però effettivamente il terreno dal Comune di Torino è stato, diciamo, venduto a un prezzo inferiore a quello che doveva essere il valore di mercato. Quindi diciamo, vorrei chiedere al dottor Gentile magari una delucidazione su questo punto, cioè lui De Laurentiis lo fa per caparbietà oppure perché gli verrebbe a costare troppo lo stadio, perché chiaramente De Laurentiis il suo punto è che vuole guadagnare, lui è un imprenditore di cui poco importa, secondo me, della napoletanità, è tutta scena da consumato, appunto, produttore cinematografico. Però i soldi li sa investire bene e secondo me li sa anche guadagnare bene, per cui questo fatto dello stadio a me interessa molto, perché per lui potrebbe essere una grande fonte di ricchezza. E ci vuole un investimento iniziale importante, sicuramente bisognerebbe vedere le cifre e la fattibilità. Le cifre, se lui dice che 2-3 milioni non sono niente, fa il gradasso, insomma, ecco, vendi Osimhen e ti fai lo stadio, perché più o meno Valerio, ti chiedo, vedi che belle persone, di fare un giorno, quando avremo l'opportunità entrambi, perché questo è un argomento, io intanto non ero emozionato e soprattutto ci sono io che sono un totale cretino, quindi insomma non ne vale la pena emozionare. Però come tu ben sai, una volta ho fatto anche un minimo speciale, insomma, sa molti amici che ho, uno proprio del liceo con cui fondammo il giornale della scuola, è stato per 3 volte presidente dell'ordine degli architetti, ho un'amica carissima architetto e poi un amico carissimo, tra l'altro grande tifoso del Lecce e del Napoli, che è un architetto raffinatissimo, con cui mi sento, che lui una volta mi disse, e arrivo al punto, ma tu dovresti fare di queste conversazioni una conversazione sullo stadio, cioè l'evoluzione dallo stadio greco allo stadio moderno, eccetera, che sto preparando. E io una volta gli parlai, una cosa che ho confidato anche a Tore, che sul mio schizzo ho detto, ma mi realizzo il progetto del nuovo San Paolo, tanto andrà, però ovviamente rimane tra di noi, anche perché comunque De Laurentiis mai ci riceverà. Per dirvi, è un argomento che sento molto, non solo da un punto di vista dello sportivo, ma anche da un punto di vista della conoscenza, non della materia, ma non sono architetto, però sono appassionato della materia, appassionato di stadi, me ne vado a visitare.
e anche di conti. Prima risposta, capitolo stadio della Juve, che non è il capitolo stadio dell'Udinese, un capitolo molto controverso. Nessun giornalista, se non sbaglio, ad eccezione di Angelo Forgione, ha avuto mai il coraggio di mettere i puntini sulle i, e cito le fonti. Perché, primo capitolo, noi abbiamo abbattuto uno stadio che abbiamo finito di pagare con i mutui sportivi l'anno del giugno del Covid, mi sembra, che era insieme al San Nicola di Bari lo stadio più nuovo d'Italia, aveva 17 anni. Pensate che spreco di soldi pubblici doveva abbattere uno stadio che non ha 70 anni, 50 anni, ma era lo stadio più nuovo insieme a San Nicola di Bari. C'erano tutta una serie di società, anche Società del Torino, cose che poi è una hanno fatto, perché una legge vera e propria non c'è, però hanno fatto tutta una serie di delibere del comune, giustamente di Torino, di cambi di variabili, insomma. Sul costo è variato, perché inizialmente si diceva 120, 125, ora è arrivato a 155, però non sono tutti, perché poi alcune cose sono state legate al naming, però per anni loro non hanno voluto avere. Cioè, lo stadio di Torino è un argomento affascinante, a parte l'aspetto architettonico e ovviamente di vantaggio, perché per molti anni la Juve, che non era questa corazzata in casa, cioè faceva 17 vittorie in casa, quando fai tu 17 vittorie, perciò poi vinci con 90 punti di scudetti, no? Quindi, a parte l'aspetto sportivo e l'aspetto economico, dove la Juve ha avuto notevoli vantaggi, quindi ha un vantaggio avere uno stadio nuovo più raccolto senza capire assolutamente, però il capitolo legislativo è parecchio controverso, che è diverso, perché innanzitutto in Italia nessuna società ha lo stadio di proprietà, ma ha una concessione governativa sull'utilizzo di quel suolo di 99 anni, poi bisogna capire dopo 99 anni se dice te lo rivendono €1, eccetera, che è la stessa norma, quella nazionale, ma con variabili diverse per quanto riguarda le delibere regionali e comunali. E se vi andate a studiare nel dettaglio lo stadio dell'Udinese, ci hanno messo forse più 10 anni, a ragione De Laurentiis, per tutta questa legislazione infinita. Mi sembra che la ristrutturazione, che solo la C dei 3 anelli, è costato sui 30 milioni di euro, ma è più piccolino come stadio. Però no, per dirvi, già su questa risposta ti fa capire dove l'ho semplificata ai massimi livelli, la complessità enorme. Stadio di Napoli, bisogna capire, De Laurentiis lo vuoi fare sì dove, ed è uno degli argomenti segreti che tratto con Tore, perché lui ha un'idea e manco a fare apposta dalla mia, però questa non è una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno di voi, ma innanzitutto una forma di rispetto per Tore, e anche ho dato tanti spunti, non parlo alla live, alla Società Sportiva Calcio Napoli, alcuni li ha presi, come fare prezzi diversi tra il primo e il secondo anello, però questo è un argomento molto serio e sensibile. No, semmai un giorno ci riceveranno, anche perché c'è tutta una riorganizzazione logistica dei trasporti, non è che fare lo stadio, quindi è una cosa seria che stiamo studiando amichevolmente, privatamente, nel tempo libero, eccetera. De Laurentiis butta sempre su questo fatto della legislazione, però questa legislazione non ha impedito a 2 o 3 società di abbattere, di fare uno stadio nuovo, perché loro hanno abbattuto e fatto uno stadio nuovo, non questi progetti strani con le cose, è veramente nuovo. È una domanda che poi alla fine seriamente uno potrebbe dire: Presidente, vi vogliamo convocare una conferenza con questi 3 argomenti, però li svisceriamo, no? Centro sportivo, c'è la mafia. Quindi a Firenze non c'è la mafia, perché è un pazzo, un misto che ha fatto 110 campi sportivi. La legislazione, ce lo devono dare €1, la Thatcher, la Formula 1, poi si parte dalla Formula E, l'NBA incomincia a divagare. Non vuole fare questi investimenti. Nel corso degli anni, tra l'altro una volta disse farò un investimento di 50 milioni, farò un investimento di 45, poi diventarono 29, poi 25, poi 13. C'era ancora il sindaco dei Magistris che vide il progetto, c'era Borriello, l'assessore all'urbanistica sportiva, ho detto lascia perdere queste cose, è un capitolo dedicato, però lui non l'ha mai voluto fare, per una scelta politica aziendale, cioè comunque De Laurentiis non ha mai fatto forme anche nel cinema di indebitamento per acquisizioni immobiliari a lungo periodo, detta in maniera tecnica, no? E chiaramente allo sviluppo dello stadio della Juve c'erano più persone, no? Che poi adesso non lavorano più nella Juve. Uno di questi 2 è stato anche dirigente del Napoli, se vi ricordate, poi dell'Inter. Quindi c'era un settore della dirigenza
adibita allo sviluppo, costruzione, sponsorizzazioni, perché poi lo stadio della Juve ha venduto tutta una serie di cose come le stelle, le tifosi là, che ovviamente rispondevano alla dirigenza massima, che era Andrea Agnelli. Noi non abbiamo manco l'addetto stadio, che a volte noi giornalisti non trovano accrediti, cose, cioè pensate un po'. E poi c'è, concludo, perché la domanda è vera e intelligente. Ragazzi, De Laurentiis non lo vuole lo stadio. Cioè lui è quasi un disturbo. Se fosse uno stadio di 15.000 posti, l'ha detto più volte, pure sono troppi. È una sua visione, ha sempre detto che ormai non conviene più realizzarlo perché i cinema sono in fallimento, eccetera, però io vorrei chiedere al Presidente, tutte queste società, anche importanti, anche estere, o società medie, sono cretine, perché tutti stanno o ristrutturando stadi vecchi, ampliandoli, come il Liverpool, che ha fatto un ampliamento di una curva, o li hanno abbattuti, rifatti nuovi, abbattuti e fatti venduta quella parte per fare residenze private costruite in un'altra parte, come l'Arsenal, come adesso l'Everton, sono tutti folli. Cioè, sono società folli che vivono in un multiuniverso, però quando sono tante quelle che stanno andando verso questa direzione e sei l'unico che va in questa direzione, è come la famosa frase del film Il giocatore. E io credo che nonostante lo osannano molto, e io con questo mi sarò pregiudicato la possibilità pure di scendere nella metropolitana di Napoli, che mi accopperanno, purtroppo De Laurentiis non è un uomo di calcio e non capisce che il calcio ha bisogno di, e l'ha scritto bene un amico Bellino cazziando, ma io non mi sono offeso, ha bisogno di emozioni, si nutre di emozioni. È vero che dà la possibilità a Valerio, a chi che sia, di vedere la partita del Napoli, pure se purtroppo non sta a New York, ma state sicuri che se Valerio ha la possibilità economica e sta a Napoli, il Napoli-Juventus la va a vedere allo stadio. Non è riuscito a Napoli-Juventus, si va a vedere un'altra partita. L'emozione che ti dà il campo, l'idea di poter, scusate l'ingenuità, ma io rimango un romantico, influire col tuo tifo, col tuo supporto al risultato della partita, gioire, piangere, vedere i giocatori che ti vengono a ringraziare, risultare del gol, te lo può dare solo lo stadio. E questo lui non ce l'ha nella sua mente, perché quando disse uno stadio di 20.000 posti, 10.000 li decido io, è meritevole in città, c'è un salotto, un cinema, ha un'idea assolutamente legittima, non è una critica che dice qui la gente no, però capisci che non proviene da questo mondo e nonostante tutti i lecca puntini puntini che gli dicono, non sarà mai di questo mondo, perché e ne ha persone a fianco a lui, il figlio, la figlia, la moglie, persona deliziosa di una grande eleganza. Io non ho mai capito come la donna come fa, è una santa quella a sopportare Lorenzo, perché è elegante, colta, calma, riflessiva. Un applauso alla moglie di Lorenzo. Non ha figure che gli spiegano che a un certo punto certe cose nel calcio sono intuito, vedi Mourinho, certe cose nel calcio non fa niente, non vince, però tu comunque sei un presidente. Moratti non vinceva eppure era amato dai suoi tifosi. Perché? Se fosse stato Moratti Juventino l'avrebbero fatto nero che non vinceva mai, e a tutt'oggi è un presidente amatissimo. Perché? Perché il calcio deve regalare prima di tutto emozioni, come ha scritto quell'amico Bellino. Io ho detto, ve lo dico sempre nel diretto, e questo è un punto cruciale. Se lui non ha questa visione, a prescindere dai soldi, a prescindere dall'investimento, a prescindere dalla norma in Italia che è rivedibile, lui mi sembra più un alibi quella che lui dice della norma. Infatti io sarei stato contento se l'avessero cambiata. Adesso c'è, vendimi Osimhen, io sono favorevole, come hanno fatto in Inghilterra, no? Il Tottenham, dobbiamo fare uno stadio bellissimo, poi ancora più bello, però vi aspettano degli anni di sacrificio. I tifosi non hanno accettato e hanno uno stadio che è pazzesco per quanto è bello, no? Quindi mi sembrano alibi, e alibi dettati anche in maniera del tutto legittima, lo ripeto, da una persona che legittimamente non ha quella visione dello sport, legittimamente. Però per chi vive di emozioni, e il calcio ancora adesso, nonostante sta andando verso una deriva troppo ricca, no? Comunque, e perciò l'Inghilterra ha tenuto due sulla Superlega, invece deve vivere di emozioni, e le emozioni del campo non te lo dà, e parlo un uomo di cinema, niente al mondo. È irripetibile. Una persona che non tifa, mio fratello, la mia compagna, eccetera, non gli puoi spiegare perché stai bene, stai male per le partite, perché non hanno un riferimento emozionale a quel tipo di emozione, che può essere il risultato scolastico, la nascita di un film bellissimo, tante cose belle. È anche una malattia, cioè il tifo è anche, volendo, una malattia, e ovviamente lui non ce l'ha questa malattia. Basta.
Chiarissimo, Guido. Io volevo ringraziare tutti gli amici pelini che sono intervenuti anche in video. Possiamo compensare, questa è stata una live speciale, ovviamente improvvisata per l'ufficialità di questa notizia, e tutti quelli che sono intervenuti anche in insomma via text. Sto dimenticando completamente l'italiano perché sto in difficoltà. Quando sto in difficoltà dimentico l'italiano. Vale, posso dire sul discorso di Guido? Sì, aspetta Francesco, perché siamo proprio a me interessa tutto, però non voglio che questi discorsi si perdano in una giornata dove la notizia non è questa, e quindi va a finire che tutto quello che è interessantissimo va a finire che la gente non entra ed esce, ed è un peccato assoluto, e poi ripeterci è male per chi invece ha ascoltato e l'ha appreso. Quindi io la devo stoppare questa cosa qua. Vale, scusami, ti lancio una provocazione, perché non facciamo settimanalmente o bi-weekly un nuovo format, il salottino della community? È magari interveniamo e si prendono random gli argomenti. È interessantissimo, e prenderemo anche random non solo gli abbonati, voglio prendere anche gente fedele che ha sempre scritto e che c'è sempre stato. Questo è importantissimo. Come notizia, volevo darvi una notizia che però è smentita da alcuni siti e confermata da altri. Il Corriere dello Sport porta Frustalupi vice Mazzarri, mentre altri siti portavano Bellucci. Infatti Sal Michael dice: io so che è Bellucci. Quindi cerco più conferme. Tutti però confermano Aronica come collaboratore tecnico insieme. Tutte persone serie, attenzione. Sì. Posso farti sorridere? Prima dell'annuncio di Mazzarri, poi ve lo dirò fra le prossime settimane, Tore mi ha chiesto, ha detto: guarda, io già so che mi chiederanno che film questo periodo. Lui si aspettava un altro film, poi gli ho detto il titolo del film di questa situazione, ho detto: non l'ho visto, e spero che non sia quello. Mi sento in questo momento, cioè voglio prendermi molto in giro. Non so se avete presente il triste finale della Minaccia Fantasma, episodio 1 di Guerre Stellari, no? Che è un prequel della celebre trilogia, quando il maestro Klingon è morto e c'è la scena della cremazione, e quello che allora è solo un semplice cancelliere che poi diventa con pieni poteri, poi insomma l'ascesa dell'imperatore, seguiremo con attenzione, no, la carriera, no, di questo ragazzino che non è ancora Padawan, che poi giovanissimo Anakin, no? Ecco, seguiremo con attenzione la carriera di Mazzarri 2.0. Ecco, mi sento in questa situazione, speriamo che non diventi Darth Vader. Assolutamente. Vai Francesco, che volevi dirmi? Sugli spettatori, diciamo, sullo stadio, che oggi su Calcio e Finanza è uscita praticamente la percentuale di riempimento degli diversi stadi italiani, e oltretutto la Roma, che non ha vinto uno scudetto, è al 94%, mentre il Napoli è all'84%. La prima in Italia addirittura il Genoa con il 97%, cioè il 97% di riempimento degli stadi. Posso farti i complimenti, Valerio, per le persone che ospiti, che si vanno che non è io dico piaggeria, cioè, e non lo conoscevo questo ragazzino, bravissimo, non ci siamo messi d'accordo. Il Genova che non vince lo scudetto da quando si facevano i quadrangolari. Bravo Francesco, bravo che ti vai a cercare queste notizie e non ti fai traviare dai soloni. Cioè il Genova, manco la Roma che Mourinho l'emozione, e allora c'ho ragione io, che passione. Di solito era l'Inter tra quelle che aveva la maggior parte degli abbonati. Perché c'ho ragione che lo dico io, nel senso che se sono 1, 2, 3, 50, 70 i numeri, eccetera. Ovviamente anche l'Inter, l'Inter e il Milan sono al 96. Vabbè. Però te l'aspetti dall'Inter, sì, e Milan prima in classifica. Milano è una città grande e ricca. Genova, cioè non è che lo sminuiamo, quei numeri enormi, 73.000, 75.000 di media, eccetera, beati loro ad avere. Però la Roma in questi anni di Mourinho, attenzione Francesco, aggiungo che bella questo intervento, che questi numeri di quest'anno e dell'anno scorso sono nettamente superiori alla media scadente che noi abbiamo avuto, perché manco a farla apposta, chi aveva avuto prima dell'anno scorso di Spallettoni una media così alta era stato Mazzarri di riempimento del San Paolo, però non in percentuale, perché erano 62.000 posti rispetto a 54.500. E per, se vuoi essere accontentato, visto che aspetta che lo trovo questo dato, se vuoi ti do un dato proprio reale, io mi segno tutte le cose possibili immaginabili, ma sono un cretino, ricordatevelo. Spettatori storico, spettatori
in campionato. Mazzarri ha avuto nella stagione, aspetta se la dico, qual era? 2011, 2011, 45.607 spettatori di media. L'anno scorso Spalletti l'ha fregato con 45.617. Ma noi abbiamo avuto di media 39.000, 40.000, 32.000 Benitez. Il maestro Sarri, cioè il Napoli lottava per lo scudetto, Valerio, il quarunquismo, ha avuto il primo anno 38.759 di media, il secondo anno 36.600 e l'altro anno che lottava a 90 punti, diciamo, ha avuto di più di Mazzarri, no, 43.000. Questo per il discorso delle emozioni, che ancora più della vittoria dovrebbe no, ma c'è una ragione anche tecnica sociologica che io scrissi nell'articolo, dove vedi la debolezza di De Laurentiis, non se ne frega niente, perché il pubblico del San Paolo è molto cambiato, è un presidente che ha un direttore stadio, queste cose, cioè, le studia un cretino, un fallito come me, cavolo, ma noi doveva vedere che la percentuale della popolazione tifosa, che è molto legata al Napoli, all'idea della partita, era molto legata alla provincia. Cioè vanno molto di meno i napoletani della città di Napoli, nonostante questo grande amore, cioè non perché ci sono le TV, perché tra l'altro è molto più comodo rispetto a di prendere i pullman, ma determinate scelte di orari ricorrenti, e invece la Juve era molto attenta in questo, perché così dice: io scelgo questi orari, i negozi sono chiusi, permetto il weekend, eccetera. Non è solo un fatto che si giocava prima e Sarri dice 9 volte su 10, ragazzi, il cazzo è complesso, però cazzi out. E tu dovevi guardarle queste cose, perché dice: se il 60% dei miei tifosi sono della provincia, io sto accettando certi orari assurdi, e di questo 60% me ne può venire un 40%, io perdo spettatori, e quindi tante cose si possono affrontare. Questo però è fuori tema, siccome però Francesco ha detto una cosa, no, ma non è fuori tema, perché Mazzarri è capace che lo dirà. Abbiamo giocato a un orario che non permette. 45.607 di spettatori, quell'anno Mazzarri fece 866.549 spettatori paganti. L'anno scorso Spallettoni 866.730, l'ha fregato di un'incollatura. E si collega il discorso dello stadio. Marechiaro ce l'ha fatto, io dico Marechiaro come lega i reparti, che è riuscito a collegare il discorso dello stadio con l'argomento Mazzarri, con l'argomento dell'allenatore. Guido, me ne vado per un'idea. Non penso che ci siano delle penali quando tu sottoscrivi un contratto come quello dell'abbonamento dello stadio, dove il Napoli dice: tu non puoi chiedermi, io posso anche cambiare allenatore, e non c'è margine di chiedere un rimborso. Tra l'altro l'anno di Ancelotti, il primo dei 79 punti, 29.003 spettatori di media. Vabbè, tu togli da mezzo c'era una cosa che avevamo chiesto noi, alcuni tifosi, tra l'altro non fu chiesto di scrivere questa cosa, sul fatto che se era possibile una parte indicare anche un nome sostitutivo nel tuo abbonamento, in modo tale che dici: io non posso andare, certo, però lo stesso c'è un nominativo, quel giorno va mio padre, no? Quindi l'abbonamento non dice familiare, e non si è fatto la possibilità di avere, visto che lo facciamo in 3 l'abbonamento, padre, figlio e 2 figli, no? C'è molto da lavorare, no? Sul fatto della penale, no, non è che tu l'hai fatto, quell'abbonamento è un titolo di credito, chiamiamolo così, nel senso, come un abbonamento a teatro, ci vai, sono fatti tuoi, c'è la febbre, non ci vai, sono fatti tuoi, non lo posso restituire. Se tu compri il biglietto di Broadway e la prima attrice non c'è, loro ti danno il pamphlet, sì, assolutamente, dove sostituiscono, ma però Valeria, hai detto una cosa, però il confronto, visto che De Laurentiis si è tirato in mezzo, è assolutamente improponibile. Nell'NBA David Stern, e poi chi l'ha sostituito, è sempre stato molto serio in questo, ho detto, non è che poi tu stai stravincendo la tua season, eccetera, e gli ultimi partite metti tutte riserve, perché prendevano delle multe, era al contrario, no? Ha detto: tu devi giocare al massimo delle tue potenzialità e non fare il furbo, no? Perché la gente, perché sono tutti abbonatisti, è difficilissimo, ha detto De Laurentiis, ha detto una verità, cioè un miliardario come De Laurentiis, comunque legato al mondo dello spettacolo, ha difficoltà ad andare a vedere una partita dei Lakers, ma va a trovare un biglietto dei palazzetti NBA, per dire.
ma c'è tutto un sistema di qualità del palazzetto, che sono meravigliosi, dell'ospitalità, del cibo, delle metropolitane, di tutto, ma principalmente dello spettacolo. Questo nel calcio non è possibile, e in certo modo è anche giusto, nel senso, Valerio, perché sempre quel discorso di emozione, però deve essere giusto che non fai alla Gasperini, vi ricordate, no? Affronti la Juve tutte cioè tu dovresti mettere al massimo delle tue potenzialità, non sempre titolarissimi, però comunque gente motivata. Però la possibilità, metti che uno dice ho avuto un contratto di lavoro, devo stare per 6 mesi a Londra e non posso più andare a vedere le partite, e l'abbonamento l'ho fatto, i soldi li ho incassati, la possibilità di fare un cambio di nome ci vorrebbe, non ogni volta, ogni domenica, cioè, anche perché sennò poi quella sedia rimane vuota ed è un tifoso in meno che non solo spende ma che tifa. Quindi c'è molto da lavorare in Italia, e non dire solo siete vecchi, perché intanto c'è molto da lavorare in maniera indigena. Quindi ogni argomento che voi dite, poi mi vengono spunti e uno può dire questa cosa è migliorabile così, questa cosa è migliorabile così. Secondo me il confronto non è diciamo, possibile farlo, anche se la cosa è logica, perché uno può dire io non posso sapere se adesso vedi Osimhen, il giocatore che si rompono il crociato, e che fai? Non lo puoi sapere, no? All'inizio stagione. Ma come non puoi sapere che ti viene mal di gola e il tenore non canta. Però c'è una elasticità maggiore, perché giustamente io ero andato a vedere Pavarotti, la buonanima, perché Pavarotti era Pavarotti, non canta più Pavarotti, c'è il sostituto, no, io preferisco aspettare, fammi dare il buono e poi andare quando c'è il Pavarotti. Ma è chiaro che il mondo dello spettacolo può darti degli spunti qua servirebbe un summit per capire quelli che poi sono delle direttive, dei suggerimenti della parte sana, no, del tifo, non quelli che buttano i bomboni, no, per dire no, io devo riempire gli stadi di gente per bene. Come riempio gli stadi? Quali sono le esigenze del tifo? Allora, però c'è uno scontro invece. Assolutamente. Posso fare una considerazione su questo? Io lavoro nel mondo diciamo, dello sport marketing, quindi diciamo, me ne rendo conto. Vabbè, non è legato cioè io non lavoro per club di calcio, associazioni sportive, eccetera. È più il mondo del betting, che vabbè, può piacere come non può piacere, non è questo il discorso. Però c'è una delle grandi, tra virgolette, verità nel marketing e nel modo in cui i betting operators fanno soldi, che è quello di dare, chiamiamola così, non l'illusione, però la percezione emotiva al giocatore della vittoria. Cioè è una regola non scritta, ma la sanno anche i muri in questo settore. Tu devi far vincere il tuo customer per fare soldi. Come riempi lo stadio, ce li avrai i modi. Uno tra tutti, e quindi magari mi collego a quello che si è detto in precedenza riguardante il calcio, è un qualcosa che deve dare emozioni, devi dare emozioni alla tua audience, c'è poco da fare. Quindi io non penso che De Laurentiis non abbia nessuno tra i suoi collaboratori che dica però cioè, qua se lo facciamo da 80.000 spettatori e il Napoli è competitivo, esprime gioco, lo riempiamo e metti il prezzo che vuoi tu. Oggi magari ho lanciato una provocazione con 80.000 spettatori, però non penso che sia che debba essere presa come verità assoluta il fatto che lui lo voleva fare di 15.000. Penso che lui, come la maggior parte delle volte, gli piace parlare, again, è arrogante, è borioso, tutto quello che vogliamo noi, lungi da me, la testa mia sotto i suoi piedi, però io penso che se ci siano le condizioni che lui ritiene economicamente vantaggiose, lo stadio lo fa domani. Evidentemente non ci sono. Valerio, come dice Guido, lo stadio non si farà mai. Sì, fammi dire una cosa, Valerio, che arrivo a te. Le amiche, però devono intervenire anche le amiche belline. Coraggio, non abbiate paura. Ti fanno capire che si vogliono affrontare tanti argomenti. Siccome tu dici, però dobbiamo rimanere sull'argomento, però quest'idea che vanno sviscerati, casomai uno alla volta, diciamo oggi parleremo solo di stadi, oggi parleremo solo di marketing, di magliette, eccetera. Credo che si avverta questa esigenza. Vi faccio promotore della vostra voce se sbaglio. E anticipo Valerio, ho detto però basta, non usciamo fuori perché in realtà gli argomenti ci sono, e ci sono anche perché non vengono affrontati in maniera, si dice sempre le stesse cose, Vinicio, cose, c'è grande leggenda, papà l'ha visto dal vivo, quindi figuriamo quanto lo adoro, no? E più ascoltiamo tu e io, e più ci vengono idee, e più
ci possiamo far promotori nel nostro piccolo di spunti, come dissi, la stella polare. Gli argomenti ci sono, e quello dello stadio non solo è un argomento enorme, e tra l'altro è facilitato dal fatto che ciascuno di noi si può studiare un modello non solo di stadio, di biglietto. Dico solo una, cioè, poi ve la manderò nella prossima diretta. Non stiamo parlando di 100.000 anni fa, di qualche anno fa, quando andai per l'ennesima volta con papà a fare la foto sotto il primo murales di Maradona. Cioè, vi farò vedere 2 foto, sono le macchie, erano un posto anche bruttarello, cioè adesso non arrivi ad andare a fare la foto sotto perché fiumani di persone, ma perché vanno solo i tifosi del Napoli. Allora perché non c'è un addetto allo stadio che ha un pacchetto come suo ruolo, che io 5.000 biglietti li devo vendere a tutte quelle persone che ormai all'interno di un percorso di vacanza a Napoli, perché c'è chi ama San Carlo e va a vedere l'opera, chi ama lo sport, 5.000 biglietti ogni domenica fissi, destinati a turisti da fuori, dovrebbero essere venduti, ma tu dovresti avere un addetto non solo allo stadio con dei sottoposti, perché è dimostrato, cioè, quando c'è stata la Napoli-Sampdoria, andate a vedere le immagini col drone, c'era la gente non solo a Piazza Plebiscito, enorme, non veniva manco lo schermo della partita, e molte persone, c'erano amici miei di varie nazioni e molti non tifavano squadre, quindi non solo, no, ma io ci devo andare perché era bello andarci. Quindi c'è un settore che produce soldi, che sta lì molto di più che in altre città, perché il Napoli, essendo una squadra identitaria, è diverso da altre, cioè come il Genova è una squadra identitaria o la propria città, anche se c'ha 2 squadre, però il Genova è quella proprio storica. Ho detto, cavolo, ADL, sono soldi, visto che tu sei molto sensibile al fatturato. Devi mettere un team addetto a quello. No, però non lo vuole. Eppure ormai, cioè, il Barcellona sta spendendo 1 miliardo di euro e comunque aveva uno stadio di 92.000 posti, non è che aveva un catorcio. Allora sono cretini. 1 miliardo di euro. Saranno cretini a Barcellona, perché stanno spendendo 1 miliardo, poi i costi saliranno. Dice, vabbè, non è uno stadio vecchio che non poteva ospitare, no, aveva nel Camp Nou 92.000 posti a sedere che ospitava finali di Champions. Tra l'altro enorme, lungo, largo. Vabbè, scusa questa cosa, ma è colpa degli amici Bellini, non mia, per una volta. No, è chiaro, però come vedi c'è anche che l'apprezzano, perché Federico, che ringrazio, dice meglio questa trasmissione che TV locali 10 volte. Io veramente vorrei alle volte vorrei lasciare tutto, mollare la musica, mollare la mia ragazza, aprire un canale che dura 24 ore su 24, delegare nei vari punti del mondo, così copriamo tutti i fusi orari. La sto dicendo oramai questa idea, che Napoli 24. Sì, ma 24 veramente, perché ci sono le live 24 ore su 24 che e io le riempirò, ormai l'ho detto, quindi se si rubano l'idea sapete dove l'avete presa. Li riempirò con i vari fusi orari da parte di tutti, ma in questo momento devo andare, anche perché devo avere il momento di riprendere fiato e prepararmi alla conferenza, perché ci sarà la conferenza di Spalletti. Quanto è contento, mister, di essere tornato a Napoli? Quanto me la quotate questa domanda? Quanto ti è mancata Napoli? Quindi io ringrazio. Come sarà il suo Napoli? Quanto me la quotate? Mamma mia, quanto hai studiato? Mamma mia, sarà fantastico, e non voglio farvi mancare il contenuto post conferenza. Di conseguenza vado a riprendere fiato. Ringrazio Giuliano, Francesco, tutti quelli che sono intervenuti live, Guido e tutti quelli che ci hanno scritto e ci hanno fatto domande. Una cosa è certa, e chiudo così: non ci si può annoiare mai. L'equivoco e l'imprevisto è dietro l'angolo, e quindi noi siamo pronti a coprire e a commentare. Pensavo stessi dicendo non c'è Ciro nessuno. No. Vale, ringrazio tutti quanti e faccio i complimenti a tutti i ragazzi che sono intervenuti. Voglio a titolo personale, non so chi di voi vorrà unirsi, vogliamo ringraziare tutte le nostre meravigliose compagne che ci sopportano per questa malattia, che sono la mia è in dolce attesa a febbraio. Oh, auguroni. Grazie. Mi sento di ringraziare tutte le donne che sopportano i mariti, i compagni, i cugini, i fratelli, zii, nonni napoletani, perché sono le nostre vere eroine.
E ci aspettiamo anche interventi in video da parte delle nostre donne che sono Ed appassionate. è un ringraziamento sentito, cioè, perché Certo. siamo brutte persone. Quindi. Un abbraccione a Guido, a Francesco, a Giuliano e a tutti gli altri. Vi abbraccio e vi rimuovo, ma comunque con affetto dal video. Un abbraccio. Vado perché dobbiamo andare per essere ancora più pronti, non per altro. Io resto sconvolto, io spero non è lo stesso essere sconvolto di quando è arrivato Garcia. Lì c'era più sorpresa. Noi qua il nome di Mazzarri l'avevamo letto e speravo fosse l'ultimo della lista, Tudor, Cannavaro, Mazzarri. Il ritorno al passato, per uno che mi ha detto dobbiamo fare lo speciale ritorno al futuro, mi spaventa, ma siamo pronti ad analizzare senza pregiudizio anche Walter Mazzarri. Ciao. Non si può parlare più di sviolinate. Il violino era Garcia. La conferenza, per chi l'aveva chiesto, dovrebbe stare tra 50 minuti. Immagino